Bene, buongiorno, auguro a voi tutti benvenuti in questa nostra sede del Dipartimento di Economia dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Noi già ci siamo incontrati, è stato mio piacere presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Caserta. Credo che un'altra edizione si è svolta sempre presso questa sede di Capua, che ci ha consentito innanzitutto di farci conoscere. So che la provenienza è nazionale, quindi è veramente un'occasione di cui mi congratulo con il collega ed amico Emilio Balletti e Laura Foglia per questa complessa organizzazione. Dunque, il tema, io chiaramente do i miei saluti istituzionali come direttore del Dipartimento di Economia, e mi compiaccio per il fatto che questa è la giornata anche di presentazione dei risultati di un progetto PRIN bandito nel 2022 dal titolo appunto Gerarchia e mercati nella trasformazione della impresa digitale e robotica. Le metamorfosi del potere del lavoratore e del datore di lavoro e i relativi diritti, finanziato dall'UNEX Generation, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Innovazione e Ricerca, Investimento 1.1. Questa è una grande soddisfazione, innanzitutto aver avuto il finanziamento di un PRIN con una tematica così impegnativa. Il Dipartimento è impegnato sulle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo anche realizzato una modifica della nostra offerta formativa, cercando di dare slancio alla transizione che ci viene indicata come via del nuovo sviluppo, come via per le future generazioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Però questo aspetto l'avevamo sempre considerato, devo dire, in maniera statica, no? Cioè il passaggio da un modello di economia lineare, da un modello anche di impresa diciamo così, tradizionale a un modello di impresa globale, è sempre stato considerato come un processo, diciamo così, statico, che non si vede nel suo divenire. Il pregio di questa giornata interessantissima è di considerare l'impresa integrata in tutte le sue connotazioni, sia per quanto riguarda appunto il fenomeno del coordinamento interno all'impresa, sia per quanto riguarda il coordinamento esterno all'impresa, vale a dire il rapporto tra impresa e mercato. Le connotazioni di questi due momenti, cioè il coordinamento richiesto da un'impresa globale integrata, che sono due termini abbastanza antitetici, perché da un lato abbiamo l'impresa globale che ci fa pensare che tutto è assorbito appunto in questa realtà imprenditoriale, ma poi invece approfondendo, come ho avuto modo di fare nel diciamo così, leggere i lineamenti principali del progetto, approfondendo andiamo a vedere che sono delle realtà molto diverse che si uniscono, e quindi l'integrazione è un momento di particolare complessità, dove vengono in considerazione tanto questioni legate ai poteri datoriali, ai modelli organizzativi, alla responsabilità di impresa, alle rappresentanze collettive. Insomma, il quadro da essere statico diventa dinamico, e la cosa bella è vedere anche lo sviluppo da una impresa globale fondata quindi su una rete di soggetti e soprattutto l'interazione con le variabili di cui anche noi ci interessiamo sempre più in Dipartimento, vale a dire l'intelligenza artificiale e l'innovazione tecnologica, che sono fattori per certi versi destabilizzanti di un ordine
precostituito e che vanno assolutamente ponderati, specie in un contesto dove vi sono dei diritti umani fondamentali coinvolti. In particolare mi riferisco appunto ai diritti dei lavoratori e anche alle dinamiche di mercato. Per cui di sicuro interesse sarà l'approfondimento delle gerarchie che si creano nell'ambito appunto delle imprese. Sarà interessante appunto sentire da voi se la gerarchizzazione va verso un appiattimento oppure viceversa i processi possono portare appunto ad una centralizzazione delle gerarchie. Lo stesso discorso appunto per l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla realtà produttiva, quindi come l'intelligenza artificiale interviene nel mondo dell'impresa, migliorando per certi versi appunto i processi decisionali e per altri versi invece è possibile constatare come la natura del rapporto di lavoro possa risultare profondamente modificata dalle interazioni con gli algoritmi e con l'intelligenza artificiale. E poi vogliamo parlare dell'automazione dei compiti intellettuali, cioè finché la robotica intesa nel senso tradizionale andava a sostituire delle fasi appunto di lavoro fisico fondamentalmente. Mi viene in mente Amazon con i suoi pacchi che vengono spostati appunto da un robot, che sono però pure forza lavoro sottratta, diciamo, a delle persone. Però finché la robotica si applica a un lavoro fisico usurante, stressante, bene, ma quando invece la robotica prende anche il sopravvento sul lavoro creativo intellettuale, e allora diventa complesso e problematico approfondirne tutte le possibili sfaccettature. E poi c'è il coordinamento esterno, il coordinamento che riguarda appunto i rapporti col mercato. Così in questi termini la trasformazione digitale va sicuramente ad aumentare il potere delle imprese nei confronti dei fornitori. E, insomma, i temi da voi trattati nel progetto sono veramente cruciali non solo per il reparto, per il settore giuslavoristico, ma anche diciamo per quello privatistico di cui faccio parte. Sarà particolarmente interessante ascoltarvi e vi auguro buon lavoro. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono Luciano Keller, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caserta. Innanzitutto ringrazio e saluto per l'ospitalità, per l'invito a questo importante ed interessante evento. La professoressa Ciocia, il professor Balletta, tutti voi e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questo evento. Con l'università e con il supporto che abbiamo da parte della professoressa Foglia, sono anni ormai che collaboriamo per portare avanti dei progetti, degli obiettivi. Uno di quelli è avvicinare il mondo delle professioni, nel caso nostro appunto la categoria dei consulenti del lavoro, al mondo accademico. Motivo per cui oggi sono orgoglioso comunque di essere qui e rappresentare la categoria. Significa che il lavoro che l'Ordine ha portato avanti in questi anni, grazie al supporto del nostro delegato ai rapporti con l'università, il collega Carmine Esposito, che vedo che è in sala e che ringrazio, e con la stessa università ha prodotto risultati concreti. Abbiamo vissuto un'esperienza bellissima qualche mese fa, proprio in questo dipartimento, un Open Day, dove ha visto protagonisti sicuramente gli studenti, ma perché abbiamo avuto consensi veramente ricchi di soddisfazione, tanti studenti che si sono avvicinati al nostro stand curiosi di conoscere la nostra professione. Non siamo sicuramente nuovi a queste iniziative, a questi eventi, ma
come ho detto all'inizio, questo è un convegno molto molto importante, sia per gli argomenti che verranno poi trattati in queste 2 giornate di lavoro, ma soprattutto per lo spessore delle istituzioni e dei docenti presenti. Io non rubo altro tempo, vi ringrazio e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie. Adesso passo anche così non perdiamo tempo. Allora, per una buona serata a tutti innanzitutto, poi qualche parola dirò dopo. Passo senz'altro la parola al collega Proia, che unitamente al collega Balletti presenteranno i temi del convegno e l'andamento della ricerca. Ma così non c'ho il problema di dover tenerlo. Grazie, ringrazio intanto il presidente Garofalo di questa sessione e della nostra associazione nazionale. Ringrazio la direttrice del Dipartimento che ci ospita e ringrazio il collega Emilio Balletti che si è fatto promotore di questo incontro. E ringraziamenti sentiti perché credo che ci hanno offerto. Si sente? Forse è meglio che faccio così come suggeriva Mimmo, me lo metto più vicino alla bocca. Dicevo ringraziamenti sentiti perché credo che questa giornata, così come domani mattina, ci dà veramente l'occasione per approfondimenti molto utili che si inseriscono, è stato già ricordato, in un PRIN, in un progetto di ricerca di interesse nazionale, è stato già ricordato dalla professoressa Cioscia. Quindi sul punto non vorrei neanche annoiarvi, devo soltanto ricordare che è un progetto che è stato presentato da 6 unità di ricerca. Le 6 unità di ricerca si sono costituite perché l'idea è venuta di lavorare su un tema che è di un'ampiezza straordinaria, a cominciare dal titolo, dove ogni parola esprime un pezzo della veramente immensa problematica che abbiamo di fronte, che ci siamo proposti di indagare. Quindi il meno che si potesse fare era quello di unire le forze e quindi distribuirci anche l'impegno. Velocemente, oltre a Roma 3, abbiamo l'unità di Bologna, di cui è responsabile Alberto Pizzoferrato, che ha focalizzato l'indagine sull'impatto dell'economia digitale sul potere di controllo del datore di lavoro e quindi in particolare sulla sincronizzazione e desincronizzazione dei tempi di lavoro, e il tema è strettamente collegato poi quello della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'università che ci ospita, il coordinatore di unità, responsabile di unità è Emilio Balletti, che si occupa del tema di oggi, sul quale spenderò qualche parola. Mentre l'Università di Benevento, con il suo responsabile Rosario Santucci, ha focalizzato il lavoro nelle piattaforme. Palermo e Parma, rispettivamente, con Alessandro Bellavista e Enrico Gragnoli, si sono occupati delle ricadute di questi fenomeni sul piano dell'autotutela collettiva. L'unità di Palermo, soprattutto sotto il profilo dell'organizzazione, e invece l'unità di Parma ha scavato più a fondo, ha già fatto un convegno a mio avviso molto interessante a maggio
sul tema anche delle forme di comunicazione, quindi di svolgimento dell'azione sindacale. E abbiamo costituito un sito dove tutti i prodotti vengono inseriti e sono in open access. Il sito è una pagina, in realtà è una pagina dedicata all'interno del sito di Fari. E siamo all'8º convegno organizzato nell'ambito del nostro progetto di ricerca. La presentazione l'abbiamo fatta più di un anno fa, quasi 2 anni fa, a Bertinoro. Dopodiché abbiamo passo passo portato all'attenzione dei colleghi, degli interessati, gli sviluppi in itinere. Adesso non posso stare a ricordarli tutti, ma appunto ne trovate sia i riferimenti che la documentazione nel nostro sito. Già sono state prodotte delle monografie e tutto questo oggi è nella fase in cui cerchiamo di tirare la sintesi, che era l'obiettivo iniziale. Dopo un'attività, diciamo così, di tipo verticale, che andava in profondità sui singoli temi di indagine, volevamo provare a tracciare un po' un quadro d'insieme che tenesse conto di tutti i tasselli. E quello di oggi è sicuramente uno dei momenti conclusivi e quindi facciamo molto affidamento anche sulle analisi, sulle riflessioni che oggi tutti i partecipanti, sono certo, forniranno. La sintesi finale si avrà nel convegno di chiusura che, voglio anticipare, si terrà a Roma 3 il 20 febbraio prossimo. Abbiamo chiesto e avuto il patrocinio dell'AIDLAS e ringrazio quindi sia di nuovo il presidente Garofalo che i colleghi del direttivo, che pure oggi sono presenti, che hanno ritenuto di concederlo. E quindi spero che se non con tutti, con molti di voi avremo la possibilità di rivederci a Roma 3 il 20 febbraio. Come nel marketing televisivo, questa informazione l'ho data 2 volte perché rimanga più impressa. Dicevo che quella di oggi è una tappa importante perché insomma sembra quasi un fuor d'opera stare a spiegare quanto sia rilevante l'organizzazione dell'impresa e in particolare il lavoro nell'impresa integrata ai fini dell'indagine generale si potrebbe dire anche del se, in realtà del se ne siamo già certi, e del come stiano trasformandosi i poteri dell'impresa, che si porta a cascata, anche questo non ha bisogno di spiegazioni, il tema di come può essere fronteggiato sul piano della tutela la parte di negativa che queste trasformazioni si portano con sé. Anche qui non mi sogno di richiamarle a voi, ma giusto il cenno, insomma, i pericoli dell'intelligenza artificiale, oltre alle speranze che potrebbe offrire, sono oggettivi, ma non solo quelli. Non sono quelli, un accenno lo farò nelle riflessioni che mi avvio a fare e anticipo con queste, già ho concluso, non voglio rubare il tempo ai lavori. E anche le considerazioni che vado a fare, velocissime,
in realtà, per tranquillizzare relatori e interventori, non sono per spiazzare quello che ci diranno, perché sono semplicemente delle 3 riflessioni di contesto che voglio consegnare a tutti. E dopo le 1000 occasioni di incontro che abbiamo avuto tra di noi e le analisi che ho fatto, io ho 3 considerazioni di contesto, mi sembra di averle messe a fuoco, ma vi permetto, non sono originali, è soltanto necessario tenerle, come dire, alle spalle dell'inizio della riflessione e dell'approfondimento. Cioè è quel quadro, la cornice più che il quadro, entro il quale l'approfondimento, il vero approfondimento poi si dovrebbe calare. Allora, il primo elemento di contesto che noi dobbiamo visualizzare è che nel mondo delle imprese quello che è evidente è che cresce la concentrazione del potere nelle mani della grande impresa. E questo per effetto della finanziarizzazione. Ormai la grande impresa si compra chi e come vuole e ovviamente anche per effetto delle tecnologie, non so spiegare, che rendono possibile produrre e consegnare in luoghi diversi senza le barriere fisiche che c'erano una volta. Ora, per focalizzare questo dato, io do un solo numero. Amazon, che è stata citata prima dalla direttrice, ha realizzato nel 2023 ricavi per 510 miliardi di dollari, che è quasi pari alle entrate tributarie dell'Italia. Ora, su questo punto, credo che il primo problema, ancora prima di quello giuslavoristico, è questo potere della finanza e della grande impresa, unito al potere che è offerto dalla nuova tecnologia, può mettere a rischio la stessa idea di democrazia e di sovranità. La forza che la grande impresa ha sulle politiche nazionali e non sono, può avere questo sbocco veramente preoccupante. Su un piano più modesto, più attinente alla nostra materia, io credo che possiamo registrare l'espansione delle situazioni di dipendenza economica anche al di fuori del lavoro autonomo, come ormai ci diciamo da almeno un paio di decenni. E noi abbiamo registrato che queste situazioni di dipendenza ormai sono anche nei rapporti tra imprese, fra quell'impresa padrona e l'impresa fornitrice, subfornitrice o l'impresa che sta nella catena dei valori. E qui gli strumenti, che sono quello di cui immagino oggi si parlerà, soprattutto approfondendo, è quello o dell'abuso di dipendenza economica, è quello della disciplina indicata dalla direttiva europea sulle catene globali del valore, che come sapete sta incontrando anche delle difficoltà tra rinvii e modifiche, e le tutele negli appalti. Se parliamo di integrazione, è l'altra forma. Qui è la penultima considerazione che voglio fare. Attenzione a non favorire
attenzione a non avere l'illusione di poter reagire a questo processo di gigantismo economico con forme più rigide di lotta al decentramento produttivo. Io vedo più la tutela economica e normativa dei dipendenti, degli appaltatori, che non espansione dei divieti di decentramento. Ve lo dico perché non sempre penso che questo punto è attenzionato, perché contrastare in modo secco il decentramento rischia di provocare indirettamente un effetto controproducente, che è quello di deprimere l'imprenditoria dei territori locali, ossia proprio di quell'imprenditoria che non è espressione della grande finanza mondiale. Mi spiego ancora meglio. Questo contrasto secco al decentramento può comportare la conseguenza di concentrare sempre più il potere economico in capo a pochi giganti multinazionali, favorendo il già preoccupante peso che questi hanno. E ultima considerazione, e ancora qui basta farne un cenno per segnalare, perché parlavo di elementi di contesto. Le nostre analisi devono anche tenere conto del terzo scenario di contesto che abbiamo di fronte, cioè di un pericolo non più fantascientifico, che il lavoro perda peso nella società. Non sia più il lavoro che oggi conosciamo. La ricchezza delle imprese, i fatturati sono fatti anche senza il lavoro, anche a prescindere dal lavoro. Quello che vale sono i beni immateriali, i marchi, il design, la tecnologia, soprattutto i dati. Chi guadagna di più, chi muove le fila dell'economia mondiale è chi ha i dati, chi ha il possesso dei dati. Allora, questo che significa? Significa, e qualcuno l'ha detto, che il lavoro si può ridurre quantitativamente. Questo lo dicevo a Palermo, al convegno organizzato da Alessandro Bellavista. Allora, se il diritto riesce a governare questo processo, si può prefigurare uno scenario in cui il minor lavoro è distribuito senza perdita di occupazione complessiva. Un po' lo scenario del lavorare meno, lavorare tutti. E l'altro scenario invece è che il lavoro si riduce come numero di occupati, e allora c'è anche questa eventualità, certo per noi giuslavoristi è il peggiore degli incubi, che il lavoro perda addirittura quella rilevanza di principale fattore costitutivo e di fondamento, come dice l'articolo 1 della Costituzione, della nostra Repubblica. Purtroppo non è uno scenario solo fantascientifico. Speriamo che sia quantomeno molto lontano, però i segnali noi li abbiamo. Li abbiamo in due direzioni. Uno, in qualche modo, la concorrenza involontaria che è esercitata dalla tutela della povertà, o meglio del non lavoro, reddito di cittadinanza, e quello che l'ha sostituito a segno di inclusione. Cioè è una direzione che comunque riconosce già adesso più di quello che era in Costituzione, perché in Costituzione avevamo solo l'assistenza per i disabili, quindi già c'è un pezzo che si è giustamente, anche per politiche europee, non solo nazionali, imposto. Ma e finisco veramente, l'ultimo appunto che mi ero fatto, ma questo capitalismo così forte
eterodiretto da pochi campioni del capitalismo mondiale, rischia che il principale fattore di legittimazione è l'essere consumatori. Cioè l'Europa forse si preoccupa più di tutelare i consumatori, forse esagero, che di tutelare il lavoro. Perché? Perché forse senza consumatori viene meno tutto il sistema. È veramente il fulcro. Quindi su questi scenari fortunatamente non attuali, ma certo da considerare, io chiudo, so parlato troppo, chiedo scusa e passo la parola di nuovo al Presidente. Grazie. No, non è parlato troppo. Chiedo a Santoro di tirare le conclusioni perché ha detto tutto Proia, quindi dire che no, il resto mi sembra abbastanza pleonasmo. Scherzo, ovviamente. No, prima di dare la parola ad Emilio, chiederei alla collega Angela Del Vecchio di portare il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria di Capuavetro. Non deve parlare qui. Grazie, buonasera a tutti. Mi scuso per il ritardo, ma ero in riunione con la Presidente del Tribunale per le emergenze dei nostri uffici giudiziari che sono costanti e continue. Un ringraziamento al Dipartimento di Economia, alla professoressa Ciocia per aver coinvolto il Consiglio dell'Ordine, ma anche al professore Balletti e a tutti i relatori per la portata dell'evento odierno. L'attenzione che il COA per la formazione è estrema. Abbiamo ormai una formazione di qualità e qualificata che realizziamo in sinergia con la Fondazione, vedo il Presidente Verrillo, quindi ben vengano iniziative di questo tipo che ci consentono di portare avanti un curriculum formativo fondamentale per tutti gli avvocati iscritti al foro. Grazie. Ho pensato molto. Emilio, a te la parola. Allora, buonasera a tutti, ringrazio tutti appunto proprio per essere venuti qui a Capua, sono molto grato della vostra partecipazione al nostro convegno. Ringrazio appunto la collega l'avvocato Del Vecchio per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il dottor Keller per il Consiglio dei consulenti, per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Tra l'altro noi avevamo un corso di laurea di consulenti del lavoro che andava anche bene, poi dopo per una serie di motivi organizzativi è stato chiuso, però contiamo perché è una professione in grande espansione quella dei consulenti del lavoro, poi per noi giuslavoristi lo sappiamo bene. Questo convegno che abbiamo organizzato insieme alla collega Laura Foglia, che ringrazio, la dottoressa Nicoletta De Angelis, la dottoressa Miriam De Lucia, che hanno provveduto loro tutta la parte organizzativa, quindi con loro vi dovete complimentare oppure eventualmente lamentare per eventuali disservizi a quali andremo incontro. Questo il nostro convegno viene a rappresentare l'ultima fase di questa ricerca che abbiamo condotto, che vi ha descritto come sei tu, principal investigator, cos'è? Sì, una cosa del genere, insomma. Insomma, della nostra ricerca, appunto, che vi ha descritto così brillantemente l'amico e collega Giampiero Proia, che tra l'altro è espressione del nostro gruppo, che non è un'associazione, non è nulla, un gruppo di amici di fari sul lavoro. È una ricerca che appunto ora va a concludersi, anche il terzo annuncio marketing del convegno di chiusura che si terrà a Roma 3 il prossimo 20 febbraio. Per quanto riguarda l'unità da me coordinata,
si interessa evidentemente di quello che è il problema della questione della articolazione, diciamo, della figura datoriale in tutte quelle che sono le possibili ipotesi ed espressioni, no? Quella del gruppo, della rete d'impresa, della codatorialità, delle catene di valore, dove in questo ad essere messa in discussione era quella che per anche quelli della mia età era un'ipotesi che per noi era imprescindibile, cioè della figura del datore di lavoro, che era unico e solo. Quella era l'ipotesi che nell'articolo 2094, no? Il coordinamento, la subordinazione, cioè l'ipotesi nostra, la quale abbiamo imparato, se siamo riusciti a imparare qualcosa del diritto del lavoro, è quella di una figura unica di datore di lavoro. Però questa è una figura che è stata messa in discussione. Diciamocelo chiaramente, alcune volte anche in maniera non proprio cristallina, ma oggi in realtà abbiamo un'esigenza concreta di una scomposizione, articolazione di quelli che possono essere i cicli produttivi e proprio i processi di produzione in più fasi, e dove anche c'è un rapporto appunto di aggregazione e di collaborazione tra imprese e quindi tra più datori di lavoro. Quindi la figura del datore di lavoro non è più unico e solo, ma in qualche modo è messa in discussione, al di là di quelle che possono essere le ipotesi, che diventa un'esigenza imprescindibile, innanzitutto per quanto riguarda un discorso di competitività, di essere competitive, di poter stare nel mercato da parte delle varie imprese, quindi di poter contenere i costi anche a fronte della globalizzazione, a fronte dell'innovazione tecnologica e quelli che sono anche delle esigenze di continui aggiornamenti in quelli che anche che sono proprio i processi di produzione. Questo è un fenomeno che all'inizio è stato in qualche modo, diciamo, contrastato e valutato anche con molta diffidenza, sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza, questa ipotesi, e dove però vediamo che è un qualche cosa che va cambiando nel tempo ed è già cambiata sostanzialmente, dove se pensiamo anche a quella giurisprudenza sulla codatorialità, sui gruppi di impresa, che prima richiedeva per poter intervenire che ci fosse la frode, cioè un intento fraudolento. Oggi nelle ultime sentenze della Cassazione questa è un'impostazione che appare superata e che ci fa capire che quindi questo fenomeno dell'articolazione proprio della figura del datore di lavoro è un qualche cosa che ormai è entrata nel nostro mondo, sia per quanto riguarda la gestione e l'articolazione del potere datoriale, della possibilità proprio di uno spezzettamento, anche in più fasi, in più momenti dell'esercizio del potere datoriale, e poi evidentemente dall'altra prospettiva quelle che sono le tutele che spettano ai lavoratori, sia per quanto riguarda l'esercizio, ma senz'altro tutta la nostra legislazione che è basata, molte norme del diritto del lavoro basate sul numero dei dipendenti, che probabilmente è anche un criterio di selezione dell'applicazione della norma che forse va un attimo ripensato in tanti casi, no? Dove però appunto diventa molto, molto importante. Tra l'altro, almeno per ora, aspettando sempre quelli che possono essere i cambiamenti della giurisprudenza, il numero di dipendenti che condizionava anche il discorso della prescrizione dei crediti di lavoro. Quindi, però oggi, quindi, questo discorso di una articolazione della figura del datore di lavoro viene ormai diciamo accettato dal diritto del lavoro, e quindi non più come qualche cosa di contrastare, di andare a verificare se è funzionale a perseguire degli interessi altri rispetto all'articolazione, ma piuttosto qualcosa che ormai è entrato nel nostro diritto del lavoro, col quale bisogna convivere, e quindi un fenomeno che va governato in qualche modo, sia a livello ovviamente normativo e poi anche da parte della giurisprudenza, e poi quello che può essere il contributo che può essere dato dagli interpreti. Io mi fermo qui perché insomma il lavoro da fare è parecchio, e poi ho desiderio di sentire i relatori e gli interventi. Ancora grazie a tutti.
Allora, i relatori hanno così ansia di parlare che si sono avvicinati senza che li avessi invitati a sedersi. Come? Vi siete seduti, quindi. Allora, un ringraziamento agli organizzatori di questo evento che si, come dire, commenta da solo anche per la presenza che possiamo constatare in sala. L'AIDRAS ha con notevoli interessi, direi quasi con entusiasmo, dato il patrocinio a questo evento perché lo ha ritenuto meritevole del patrocinio dell'associazione per il livello di scientificità dell'evento stesso. Quindi un ringraziamento ad Emilio Balletti, a Laura Foglia, alle giovani colleghe che hanno coadiuvato gli stessi nell'organizzare questo evento, un ringraziamento a tutti i presenti per la loro partecipazione. Un ringraziamento particolare lo faccio a Francesco Santoni che ha dovuto sobbarcarsi delle conclusioni invertendosi di ruolo con me, ma purtroppo non potrò essere presente domani mattina per un impegno concomitante. L'oggetto del PRIN, quindi la vivacità sia del tema ma soprattutto anche delle unità di ricerca che lo hanno portato avanti, è stata mirabilmente evidenziata dalla presentazione, dalla sintesi che ha fatto Giampiero ed Emilio Balletti. Il tema, devo dire che il tema è un tema a me caro e nel titolo principale, il lavoro nell'impresa integrata, trova poi una sua specificazione nel sottotitolo gruppi, reti e catene globali di valore, che raffigurano un fenomeno che è andato cammin facendo, mutando sembianze. Siamo partiti appunto dai gruppi, di cui parlava poc'anzi Emilio, per approdare alle reti d'impresa e da ultimo alle catene globali di valore. Quindi è un fenomeno, come si può constatare, che riguarda questa diversa articolazione dell'impresa che sta via via cambiando sembianze, perché appunto per le innovazioni che intervengono a livello economico, a livello sociale e di rimbalzo anche sulla nostra disciplina. Quindi un fenomeno importante. Devo dire che in questo discorso sul rapporto tra imprese, al quale faceva cenno prima Giampiero, noto un tendenziale, non dico disinteresse, non una particolare attenzione ad una legge abbastanza recente del 2017, la legge 81, che di questo tema si è occupato. Come? Estendendo le tutele previste alle imprese nel rapporto di potere tra grandi e piccole imprese ai lavoratori autonomi. Il paradigma, come ho scritto qualche tempo fa, è stato quello di agganciare il lavoratore autonomo non al lavoratore subordinato ma all'impresa, perché sostanzialmente questa è l'operazione fatta. Sulla messa in discussione del paradigma del 2094 ha già parlato Emilio, quindi ovviamente non aggiungo assolutamente nulla. I due relatori, Ilario Alvino. Alvino è solidamente posizionato sul fenomeno di centro. La monografia di Ilario sulle reti imprese è una monografia che è un caposaldo su questo argomento, peraltro gli consentì di vincere nel 2015 il premio D'Antona. Eravamo in commissione io e il collega Proia, oltre a Valerio Speziale, quindi come dire, diciamo che quando si parla di reti imprese la personificazione è Ilario Alvino. E la collega Filì è la collega proiettata nel futuro, perché pur non essendo più giovanetta, comunque guarda in qualche modo al futuro e quindi sicuramente della parte, non accetto commenti, della parte relativa alle catene globali di valore sicuramente avrà modo di occuparsi. Quindi questi sono i due relatori. Abbiamo poi 11 interventi programmati. Poi sulla tempistica che gli interventori avranno ci tornerò poi dopo che avremo sentito i due relatori. Allora sono le 16, le 15:40, direi che vi tocca o che close una mezz'ora a testa, poi ovviamente regolatevi come meglio ritenete. Grazie. Proviamo, vediamo se riusciamo. Si sente? Si sente bene? Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti anche da parte mia. Un ringraziamento sentito innanzitutto
al professor Balletti per avermi voluto onorare di questa relazione, alla collega Laura Foglia, a tutti i colleghi che hanno organizzato questo evento, e un ringraziamento al Presidente Garofalo, sia per questa sin troppo generosa presentazione, sia per insieme con i colleghi del direttivo per questa esperienza che sto vivendo in questo periodo, appunto, del direttivo della nostra associazione, che mi sta insegnando tante cose della nostra materia, e un ringraziamento anche al professor Proia, non ultimo per aver ricordato il Presidente Garofalo, che è stato nella commissione che ha voluto attribuirmi il premio D'Antona, colgo l'occasione, perché non l'ho ancora avuto modo di farlo pubblicamente, per i complimenti sotto la sua gestione l'Atlas Forense è riuscita a ottenere, insomma, l'accreditamento come organizzazione più rappresentativa nell'ambito dell'avvocatura per la nostra materia. Allora, l'incarico che mi è stato affidato, per quanto abbia ringraziato il professor Balletti, non è un incarico semplice, diciamo, potremmo dire semplificato da chi mi ha introdotto, la direttrice del Dipartimento, il professor Proia e il professor Garofalo adesso hanno detto tutto, come giustamente è stato detto prima, quello che c'era da dire. Quindi il mio lavoro per certi versi è semplificato, ma è complicato dal fatto che c'è poco altro da dire rispetto a quello che già è stato detto. Allora cercherò di rivolgermi principalmente agli studenti, che vedo numerosi oggi qui, anche perché l'uditorio qualificato che ho davanti ne sa tanto, se non più di me, su questi argomenti, quindi cercherò di fare un percorso che possa essere innanzitutto a beneficio degli studenti che forse per la prima volta si avvicinano al tema che è oggi oggetto del nostro seminario. E quindi vorrei partire ricordando, ma l'ha già detto il professor Proia in maniera sintetica, molto efficacemente, ma forse è utile velocemente riprenderlo, capire che cosa intendiamo quando parliamo di impresa integrata. Perché noi da giuristi parliamo di fattispecie normative, ma l'impresa integrata non è una fattispecie normativa, è un fenomeno che viene espresso all'interno di questa espressione sintetica, e il fenomeno a cui guardiamo è quella di un'attività imprenditoriale che è il risultato dell'agire coordinato di strutture imprenditoriali distinte, e che collaborano in forme diverse per dipanare un'attività imprenditoriale che ha dei tratti che possono essere unitari, dando forma a collegamenti organizzativi, integrazioni organizzative che possono essere più o meno spiccate. Si sono già stati evocati i fenomeni principali in cui l'impresa integrata si manifesta: i gruppi di società, che sono l'espressione forse più netta dell'integrazione se assume determinate forme. La materia delle filiere, oggi il tema attuale sulle filiere, mi soffermerò nella seconda e ultima parte del mio intervento, caratterizzate da appunto un processo produttivo che si decentra, si dipana attraverso il coinvolgimento di più soggetti, in cui molto spesso chi comanda la filiera è il soggetto che domina la filiera. Oggi molto spesso, come ricordava il professor Proia prima, un'impresa che ha una dimensione globale ed una dimensione preponderante rispetto alle altre. Il fenomeno dell'integrazione fra imprese però si realizza anche in Italia, questo è molto importante, nella collaborazione fra imprese piccole e piccolissime. Non sempre l'organizzazione integrata è il risultato di una disintegrazione di ciò che era prima unitario e che viene frammentato, ma è qualcosa che invece cresce dal basso, un'aggregazione di imprese originariamente unitarie e separate, che anche molto spesso sono gelose della loro autonomia e che però debbono collaborare con le altre per crescere, per aggregarsi. Questa collaborazione fra le imprese ovviamente oggi in qualche misura assume forme diverse per effetto delle nuove tecnologie, anche questo è già stato detto, che fanno sì che l'organizzazione, l'integrazione, la catena di comando all'interno di queste organizzazioni passi attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Ora, perché questo tema, parlo sempre agli studenti, perché questo tema è così importante per la nostra materia? Perché è un fenomeno che spiazza l'applicazione delle regole lavoristiche, la relazione datore di lavoro-lavoratore,
che, come diceva il professor Balletti prima, è ciò a cui noi giuslavoristi guardiamo, il rapporto fra chi ha il potere e si assume le responsabilità nei confronti del lavoratore, è una relazione, così come l'abbiamo sempre concepita, insufficiente a leggere questo fenomeno, perché appunto, come dicevo prima, le decisioni spesso non sono più prese dal datore di lavoro formale, le decisioni sono prese altrove, o perlomeno le decisioni, l'esercizio dei poteri datoriali è condizionato da decisioni prese altrove. E quindi di fronte a questo fenomeno, principalmente, anche in parte questo è stato già detto, le due domande principali che ci poniamo, ma non sono le uniche, è quando questa ingerenza di soggetti esterni si trasforma, utilizzando un termine vecchio ma ancora efficace, in interposizione, quando è che l'ingerenza fa sì che l'imputazione del rapporto vada cambiata, vada identificato un altro datore di lavoro, il vero datore di lavoro, e quando invece è impossibile imputare il rapporto a più datori di lavoro nella prospettiva, per esempio, della codatorialità. Però non è solo questo il problema. Oggi la disciplina, la regola principale che governa questi fenomeni in Italia è indubbiamente la responsabilità solidale, che è divenuta un fulcro del sistema di regole. Ancora per gli studenti ricordo che la responsabilità solidale è quella regola che fa sì che nei confronti del lavoratore abbia possibilità di agire per attivare i propri crediti, non soltanto nei confronti del proprio datore di lavoro formale, ma anche di un altro soggetto, in primo luogo il committente all'interno di un contratto di appalto. Vedremo non più solo il committente di un contratto di appalto, dirò qualcosa su questo più avanti. Però diciamo questa responsabilità solidale apre la prospettiva che diceva il professor Proia prima e che io condivido in pieno, che è quello che a questi fenomeni si deve guardare non solo nell'ottica patologica, quindi non solo nell'ottica interpositoria, ma nell'ottica di accrescere le tutele del lavoro lungo la catena. A questa responsabilità solidale si affianca oggi l'articolo 29,1 bis del decreto 276 del 2003, sul quale tornerò anche qui per cenni più avanti. Allora, cosa voglio fare nei minuti che ho a disposizione? Vorrei fare questo percorso, posto che questo è un tema su cui c'è un ampio dibattito in dottrina, molti delle voci della dottrina sono qui oggi presenti, che hanno contribuito con efficaci scritti. Io farei questo breve discorso. Una brevissima riflessione su quello che la giurisprudenza, sugli approdi a cui la giurisprudenza è giunta in questo quarto di secolo, diciamo, assumendo come momento ideale di partenza le relazioni Eidlas del 99, in cui si come parlava di questi modi forse in una maniera nuova, e che poi in un discorso che è continuato a lungo con la relazione peraltro del nostro presidente in uno dei Eidlas degli ultimi anni, per poi andare a vedere, questa è la seconda parte, quale effettività hanno le regole di tutela del lavoro all'interno dell'impresa integrata oggi, anticipando la risposta dicendo, a mio parere, una effettività pressoché nulla, per le ragioni che cercherò di dire più avanti, che pone ai giuslavoristi la domanda a cui io non ho risposta, ma sulla quale proverò a sollevare qualche qualche proposta, qualche sollecitazione, è quella del quale futuro per il diritto del lavoro rispetto ai problemi di tutela del lavoro. Allora, immaginando di muoversi lungo questo itinerario, la prima aspetto che volevo sottolineare è che al fenomeno dell'impresa integrata si può guardare tradizionalmente da due punti di vista: dal punto di vista della fisiologia e dal punto di vista della patologia. Dal punto di vista della fisiologia, cosa intendo dire? Intendo dire che diciamo, la scelta di costruire un'impresa integrata e quindi di strutturare il processo produttivo attraverso la partecipazione di più soggetti è frutto di una scelta che dobbiamo considerare assolutamente legittima, protetta dalla Costituzione all'articolo 41, e frutto di una scelta imprenditoriale seria. Non necessariamente c'è patologia in questa scelta. L'impresa si può decidere di concentrarsi sul suo core business, decentrando all'esterno attività che non lo sono, può scegliere di esternalizzare per risparmiare sui costi. Un risparmio dei costi può essere legato a
i vantaggi organizzativi, cioè dal fatto che l'impresa a cui io decentro è in grado di realizzare quel prodotto in maniera, fornire quel servizio in maniera più efficace, con un'organizzazione più efficace, per questo c'è un risparmio, oppure, e questo invece è il fenomeno a cui purtroppo in questi ultimi anni assistiamo, un'esternalizzazione che avviene per un risparmio del costo del lavoro. Mi affido ad imprese che mi offrono il servizio ad un costo più basso perché pagano di meno i lavoratori. Una scelta questa che oggi è facilitata dal fenomeno della proliferazione patologica dei contratti collettivi, ai quali da ultimo il legislatore nel 2024 ha provato a porre un argine con questo comma 1 bis dell'articolo 29, su cui tornerò dopo più avanti per dire in un passaggio. Molto spesso l'esternalizzazione però è anche, a torto o a ragione, motivata dall'opportunità di ritenere che sia più facile gestire i rapporti di lavoro affidandoli ad un altro, quindi gestire internamente tutto il personale che servirebbe per svolgere un certo processo produttivo pone delle complessità, anche soltanto non fosse altro per le relazioni con le organizzazioni sindacali, che può indurre le imprese a scegliere di affidare all'esterno. Qui, aprendo una piccola parentesi, verrebbe da chiedersi quanto degli incrementi retributivi che oggi la contrattazione collettiva dei settori principali, come per esempio il metalmeccanico ed altri, è in grado di realizzare, dipenda dal fatto che le imprese che operano in quel settore decentrano per una parte la loro attività, sicché appunto poi possono sostenere determinati livelli di trattamenti economici e retributivi previsti dal contratto collettivo, proprio perché una parte del personale non è un personale gestito da loro, ma è affidato all'esterno. All'interno del fenomeno fisiologico, io a questo tema tengo molto, l'ho accennato anche prima, però c'è anche la aggregazione delle piccole e medie imprese per crescere, una frammentazione quindi che non deriva da un'organizzazione unitaria, ma nasce originalmente da una aggregazione fra imprese piccole e piccolissime che, come voi sapete, rappresentano in realtà più del 95-96% delle imprese italiane, sono imprese che hanno meno di 9 dipendenti. L'aggregazione fra queste imprese è indubbiamente un esito auspicabile, l'esito a cui guardava il legislatore del 2003 che ha introdotto la disciplina del contratto di rete che appunto mirava a stimolare l'aggregazione. Su questo aspetto tornerò dopo. Si può guardare però anche al decentramento, all'impresa integrata dal punto di vista patologico, cioè la disarticolazione dell'impresa è la disarticolazione che è fatta apposta per ridurre le tutele del lavoro. Con un'espressione efficace è stata chiamata l'irresponsabilità organizzata. Le imprese collaborano, si organizzano, diciamo decentrano, affidano all'esterno allo scopo di sottrarsi alle responsabilità datoriali. Sono schemi che adesso sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto per effetto delle indagini portate avanti soprattutto dalla Procura della Repubblica di Milano su grandi catene, filiere in settori importanti quale la moda, la logistica, il food delivery, che hanno messo in evidenza come, adesso si tratta di un fenomeno molto particolare sul quale tornerò dopo, ma realtà nelle quali queste imprese integrate sono sempre spesso organizzazioni in cui partecipano quelle che gli ispettori del lavoro chiamano imprese serbatoio, cioè partecipano soggetti che in realtà si limitano a reclutare lavoratori da mettere a disposizione di altre imprese. Quindi diciamo si tratta di filiere di disarticolazione nelle quali si annidano fenomeni di sfruttamento del lavoro che il diritto del lavoro non può ignorare, anzi si deve porre il problema di affrontare, benché molto spesso siano fattispecie che interessano forse più a prima impressione il diritto penale, in realtà sono fattispecie di cui ci dobbiamo occupare per le ragioni che dirò più avanti. Aggiungo che queste realtà in cui si sono verificate queste situazioni non sono filiere di sfruttamento del lavoro di secondo piano, ma si tratta di filiere capitanate da grandi imprese, quelle di rilevanza globale di cui parlava il professor Proia prima, Amazon, piuttosto che Dior, Gucci, dico nomi che sono nomi appunto sui giornali, quindi non svelo nulla,
all'interno peraltro di situazioni nelle quali non si tratta di organizzazioni di chissà quale complessità. Leggendo questi provvedimenti dei giudici milanesi si scopre che questa filiera in cui lo sfruttamento si realizza sono filiere semplici di 3 livelli, che appunto in cui la complessità non è appunto lo strumento, non è necessaria per realizzare questo sfruttamento. Allora, cosa la giurisprudenza ha fatto in questo quarto di secolo, dicevo prima, in questa materia? Vado molto velocemente perché la cosa principale l'ha già detta in maniera efficace prima il professor Balletti. La giurisprudenza per un verso si è occupata del tema dell'imputazione dei rapporti di lavoro. Questo tema è stato affrontato in maniera particolarmente significativa all'interno dei gruppi di società e l'elemento che è dato riscontrare nell'evoluzione recentissima peraltro della giurisprudenza è che mi verrebbe da dire finalmente la giurisprudenza si è resa conto che il gruppo di società non è un fenomeno patologico ma è un fenomeno fisiologico e quindi per poter diciamo valutare se il rapporto, se si possono avere responsabilità che si estendono al di fuori della relazione diretta datore di lavoro lavoratore, non devo andare a cercare per forza la frode, non devo andare a cercare per forza il gruppo che è stato creato con un'intenzione più o meno celata di nascondere un'organizzazione unitaria, ma è l'organizzazione unitaria che naturalmente oggi si organizza in forma di gruppo e quindi attraverso la partecipazione di società che svolgono attività specifiche che collaborano con le altre all'interno di un coordinamento condiviso. Quindi se il fenomeno è fisiologico, la giurisprudenza oggi dice, in maniera che si può condividere o meno, che all'interno del gruppo, quel gruppo si può configurare anche una fattispecie di codatorialità. Cioè il lavoratore può essere considerato dipendente non solo dal datore di lavoro formale, ma anche dagli altri soggetti che fanno parte del gruppo, però a condizione che vi ricorrano dei requisiti fondamentali, che sono diciamo la creazione di un'organizzazione unitaria, la destinazione dell'attività di queste società alla realizzazione dell'interesse del gruppo e l'esercizio condiviso dei poteri datoriali. La codatorialità non è un effetto dell'esistenza del gruppo, ma un effetto dell'esercizio dei poteri datoriali che avviene in un contesto in cui appunto c'è la finalità dell'azione comune alla realizzazione dell'interesse del gruppo e della realizzazione unitaria. Ora, quindi, la domanda che ci dobbiamo porre, che poneva il professor Balletti prima, ma allora quel datore di lavoro unico a cui eravamo abituati, che peraltro la Cassazione in una sentenza del 2006 a sezioni unite affermò in maniera molto netta, dicendo che il datore di lavoro è unico, la domanda che oggi ci dobbiamo porre è se è veramente ancora oggi il datore di lavoro necessariamente unico. Io a questa domanda darei una risposta negativa dicendo che oggi il datore di lavoro invece è sicuramente plurale, può essere plurale, è possibile la codatorialità e non è incompatibile con l'articolo 2094 del Codice Civile, come dice anche la Cassazione, però io, a mio parere il collegamento con l'articolo 2094, a mio parere, per essere fatto correttamente, è un collegamento che va fatto sottolineando che comunque il 2094 richiede una unicità del centro di imputazione al lato datoriale, che vuol dire che cosa? Che vuol dire che io posso avere più datori di lavoro, ma ci deve essere un elemento che unifica la destinazione della prestazione lavorativa a questa pluralità di datori di lavoro. Nel gruppo è data dalla destinazione all'interesse di gruppo, dalla creazione di un'organizzazione unitaria, sicché la relazione datore di lavoro lavoratore è relazione fra un lavoratore e una parte soggettiva complessa, la cui complessità è data dall'esistenza dell'elemento unificante. È l'impresa di cui parla l'articolo 2094, è il collaborare nell'impresa di cui parla l'articolo 2094, l'impresa intesa ovviamente in maniera moderna come impresa integrata, come impresa che risulta dalla combinazione di attività di altre imprese.
Una conferma di questa soluzione, a mio parere, la si ritrova nella disciplina del contratto di rete, in cui la codatorialità di cui si parla nell'articolo 30 del decreto 276/2003 con riferimento al contratto di rete è una codatorialità che si fonda sulla destinazione della prestazione alla realizzazione del programma comune di rete. Anche lì c'è l'elemento unificante, cioè il fatto che quella prestazione che viene condivisa è una prestazione che deve essere destinata alla realizzazione del programma comune di rete. Il fatto che poi il datore di lavoro possa essere plurale verrebbe da dire incidentalmente che oggi è riconosciuta anche normativamente. Il decreto trasparenza, l'articolo 4, parla espressamente del codatore come parte del rapporto di lavoro. Quindi alla domanda che poneva prima il professor Balletti, pare che la giurisprudenza risponda in maniera chiara, però con questa precisazione. Questa precisazione è importante perché? Perché a mio parere non sono corrette invece quelle sentenze che affermano l'esistenza della codatorialità in situazioni nelle quali l'elemento unificante non c'è. Cioè quando si leggono alcune sentenze di merito, almeno mi pare siano solo di merito, in cui mi viene in mente un tribunale di Roma, ma ce ne so qualcun altro, nel quale il giudice accerta che quel lavoratore era contemporaneamente diretto a più datori di lavoro, ma non ravvisa in realtà l'esistenza di un elemento che unifica quella prestazione, cioè che la prestazione realizzata finalizzata a realizzare un interesse comune, appunto, che dovrebbe essere, a mio parere, normativamente riconosciuto, come avviene nelle reti o nel gruppo. Non c'è codatorialità, a mio parere, ma al limite ci sono una pluralità di rapporti di datori, di rapporti di lavoro. Con riferimento alla codatorialità, vado velocemente perché il tempo a mia disposizione sta finendo, vorrei osservare però che questa prospettiva ha dei limiti. Quali sono i limiti dell'approccio alla codatorialità che noi ravvisiamo nella giurisprudenza? La codatorialità in questa giurisprudenza è utilizzata come rimedio. Non sono le società, le imprese che decidono dall'inizio di assumere in codatorialità i lavoratori, ma sono i lavoratori che normalmente quando vengono licenziati, quando c'è insomma, da reagire ad un licenziamento, perché si tratta di un licenziamento collettivo e c'è il tema delle soglie, o è un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e c'è il tema del repêchage, allora viene invocata la codatorialità. Però vorrei sottolineare che la codatorialità in realtà è stata riconosciuta normativamente con una norma insufficiente, giustamente criticata all'interno del contratto di rete, con un'altra finalità, che era quella di invece favorire l'aggregazione fra le imprese piccole e piccolissime, favorire l'aggregazione attraverso la collaborazione fra i lavoratori, che è ciò che realizza l'integrazione organizzativa fra le imprese. Il progetto condiviso può essere realizzato se vengono coordinate le rispettive organizzazioni, e il modo per coordinare le rispettive organizzazioni è coordinare i lavoratori, far lavorare insieme i lavoratori, far circolare i lavoratori. Ora, io ho avuto occasione in questi anni, perché come ricordava il professor Garofa è un tema di cui mi sono occupato molto, anche di vederle in concreto queste vicende, e ho avuto modo di riscontrare che esiste molte imprese che fanno ricorso al contratto di rete, imprese per crescere, quindi per aggregarsi, per fare insieme cose che altrimenti da sole non sarebbero riuscite a fare, per investire in attività in ricerca che da sole altrimenti non sarebbero riuscite a fare. E la particolarità che ho riscontrato all'interno di queste situazioni che ho potuto vedere è che queste imprese erano molto interessate alla codatorialità in partenza, cioè a realizzare questo coordinamento di lavoratori assumendo insieme i lavoratori, ma poi non l'hanno praticata perché si sono scontrati di fronte ad una complessità di una disciplina che è una disciplina insufficiente, che non dà certezze, che non offre certezze sul modo in cui utilizzare. Già è difficile, ho spesso adesso per stemperare, spesso mi sono sentito dire già ho difficoltà a gestire i miei dipendenti, figuratevi a gestire un dipendente che non sta nemmeno tutto il tempo da me, ma lavora anche da qualcun altro. Però questa è una visione miope rispetto invece a quello che la codatorialità può dare, e che invece potrebbe e dovrebbe, a mio parere, essere valorizzato. Qualche passo in avanti è stato fatto perché INPS, Ministero del Lavoro, INAIL hanno ora introdotto le regole per disciplinare questa codatorialità, ma indubbiamente la situazione è tutto ancora insufficiente.
Vado velocemente, non so quanto tempo mi rimane, volevo, allora 6 minuti sono pochi, vado velocemente perché volevo invece giungere a dire qualcosa sull'aspetto patologico che accennavo all'inizio. L'altro tema sul quale si trova giurisprudenza in questa materia dell'impresa integrata da ultimo è ovviamente quello, da un lato, delle nuove tecnologie, che evocava il professor Proia prima innanzitutto, che indubbiamente sono l'impiego delle nuove tecnologie pone il tema della collaborazione fra le imprese in maniera nuova, in maniera inedita. La giurisprudenza su questo tema è ancora scarsa, basti ricordare per tutti la sentenza del Tribunale di Padova, che è nota a tutti, che decideva rispetto ad una fattispecie in cui questo tema è molto ricorrente, quello della logistica, della gestione del magazzino, in cui i magazzini vengono oggi gestiti dai software, dall'intelligenza artificiale che definisce in maniera più efficiente dove vanno collocati i vari pacchi, come vanno distribuiti, come vanno movimentati, e il tema della non tanto della proprietà del software quanto di chi governa il software, che è lo strumento che dà gli ordini al lavoratore. Queste vicende, da ultimo emerse agli onori della cronaca, evidenziano anche di come l'utilizzo di queste tecnologie favorisce una frammentazione nella quale l'indicazione di poteri non proviene dal datore di lavoro formale, ma proviene dai soggetti che stanno a monte. L'altra materia su cui la giurisprudenza è intervenuta ampiamente è quello della solidarietà. L'articolo 29,2, come sappiamo tutti, riferirebbe la solidarietà solo all'appalto. La giurisprudenza, sulla scorta dell'intervento della Corte Costituzionale, ha ampliato, la Corte Costituzionale ha ampliato l'ambito di applicazione della solidarietà all'esterno verso altri contratti. Ora vorrei dire qualcosa su questo aspetto perché a mio parere, vista la sede in cui ci troviamo, il tipo di riflessione che facciamo oggi, a mio parere vanno stigmatizzati determinate terminologie precise che la giurisprudenza utilizza. Ora, la Corte Costituzionale che operazione ha fatto? Ora, qui so di dire di esprimere un'opinione che è assolutamente forse solo mia, nel senso che l'opinione maggioritaria è in un altro senso. L'opinione maggioritaria è nel senso che la Corte Costituzionale abbia attribuito oggi alla responsabilità solidale il valore di un principio generale. Ora, io non sono d'accordo su questa prospettiva. A mio parere la Corte Costituzionale ha esteso la responsabilità solidale alla subfornitura utilizzando il meccanismo dell'analogia, che come sapete tutti è una tecnica interpretativa molto diversa, se non altro perché comporta che si possa farvi ricorso soltanto laddove si identifica una fattispecie in cui c'è un vuoto normativo che debba essere colmato, ed è quello che ha fatto la Corte Costituzionale confrontando appalto e subfornitura, riscontrando nella subfornitura c'erano esigenze di tutela comparabili all'appalto e quindi in via analogica applicando questo principio. Però non c'è dubbio che è stata letta anche dagli organi ispettivi e da una parte della giurisprudenza della Cassazione successiva, non da tutta, come enunciatrice di un principio generale, che però porta, a mio parere, un difetto fondamentale, che è quello della dilatazione incontrollabile della responsabilità solidale, perché la Corte Costituzionale l'ha riferita al lavoro indiretto, ma il lavoro indiretto, al pari dell'impresa integrata, non è una fattispecie normativa. Quindi quando è che c'è il lavoro indiretto? Io mi permetto di fare agli studenti del corso avanzato di diritto del lavoro l'esempio, ma l'Enel che ci fornisce l'energia elettrica oggi, il lavoro dei dipendenti dell'Enel indirettamente ci sta avvantaggiando. È mai concepibile che noi si sia responsabili solidalmente con Enel nei confronti del lavoro indiretto? Adesso sto esagerando con la fattispecie, però il punto è che la fattispecie dà dei possibilità di dilagazione incontrollata, di cui un esempio più evidente è questa Cassazione del 2024, 26.881, che certamente tutti conoscete, che riguarda il caso del corner della pescheria all'interno di un supermercato, in cui la Cassazione dice
vi è la necessità di verificare che vi sia stato un meccanismo di decentramento e dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa. La dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa è interposizione, non è una situazione in cui si applica la responsabilità solidale. Quindi dicevo, come dicevo prima, mi permetto di dire i giudici forse dovrebbero utilizzare in maniera un po' più corretta le categorie a cui si utilizzano normalmente. E allora però poi la Cassazione fa questo passaggio ulteriore per cui addirittura l'elemento che fa estendere la responsabilità solare sarebbe l'individuazione dell'interesse economico concreto. Insomma, adesso non ho il tempo di dilungarmi diciamo in una riflessione su questo aspetto, però vi portavo questo esempio solo per argomentare il fatto che questo necessità, io credo condivisibile, che le tutele all'interno delle catene di filiere sia assicurata anche attraverso lo strumento importante della responsabilità solidale, debba però avvenire in maniera più precisa. A mio parere lo strumento più adatto è la categoria dell'appalto, che è una tipologia contrattuale, come tutti sappiamo, che ha una capacità attrattiva tale da essere sufficiente, secondo me, a assicurare la tutela della responsabilità solidale lì dove serve. Non c'era bisogno di scomodare il principio generale per dire che alla subfornitura avrebbe comunque trovato applicazione all'articolo 29. Aggiungo con una battuta che questa espansione che ha la responsabilità solidale, mi avvio veramente a concludere dicendo due ultime cose. La responsabilità solidale, questa capacità espansiva, secondo me si produrrà diciamo inevitabilmente anche sull'applicazione del comma 1 bis dell'articolo 29. Nel senso che se il ragionamento che la Corte Costituzionale fa è che la responsabilità solidale serve a tutelare il lavoratore nelle condizioni di lavoro indiretto, e allora, poiché l'articolo 29 come 1 bis, che ricordo a vantaggio degli studenti, dice adesso che l'appaltatore deve applicare ai suoi dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo leader del settore, è evidente che questo principio dovrà poter trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui si configura il lavoro indiretto, per come dice la Corte Costituzionale. Concludo. Anche se sforo un po', Presidente, permettimi, sarò veramente sintetico. Cos'è che voglio aggiungere? Voglio aggiungere che provare a dare una risposta alla domanda che dicevo prima, ma qual è oggi l'effettività delle regole che stiamo esaminando, che io in maniera superficiale ho esaminato nella tutela dei lavoratori all'interno delle catene, nelle filiere in Italia? Beh, l'effettività è veramente scarsa. E lo dimostrano le vicende che sono emerse nelle indagini, soprattutto della Procura della Repubblica di Milano, dove, dicevo prima, filiere importanti come quelle della moda, della logistica, del food delivery, ma ce ne sono altre che stanno emergendo, sono caratterizzate da situazioni nelle quali importanti imprese a capo di questa filiera di dimensione globale, che esprimono anzi impegni di impresa sostenibile, così spero anche di lanciare poi la palla alla professoressa Fili che seguirà, di impresa sostenibile nei confronti diciamo dei consumatori, e quindi come elemento che accresce diciamo, la reputazione dell'impresa presso i propri consumatori. In queste filiere invece si scopre gradi di sfruttamento formidabili, salari bassissimi, 3 euro l'ora, violazione delle regole in materia di salute e sicurezza, violazione delle regole di orario. E cos'è che è emerso all'interno di queste vicende? È emersa una situazione gli organizzativi chiamano decoupling organizzativo, cioè una situazione nella quale ad una struttura formale corretta corrisponde invece una struttura orientata al risparmio dei costi anche tramite lo sfruttamento del lavoro. Emerge sostanzialmente che ciò che viene da censurare è il modello di impresa. È un modello di impresa, quello che si ravvisa all'interno di queste filiere, fatto per
diciamo non per sfruttare il lavoro, ma fatto per massimizzare il profitto attraverso lo sfruttamento del lavoro. E cos'è che stupisce di queste vicende, che sicuramente sono criticabili nel modo in cui i magistrati penali milanesi l'hanno condotta? La settimana prossima uscirà un volume che ho curato con la collega Orsola Razzolini, in cui abbiamo messo insieme le opinioni di penalisti, sociologi dell'organizzazione, organizzativi, a riflettere proprio su questi temi. E cos'è che emerge? Emerge, tra le altre cose, che indubbiamente, per quanto criticabili queste azioni, hanno prodotto dei risultati formidabili che gli strumenti giuslavoristici oggettivamente non sono in grado di realizzare. Un innalzamento dei salari del 38% mediamente all'interno di queste imprese, la stabilizzazione di migliaia di lavoratori da un giorno all'altro. Alcune di queste imprese hanno stabilizzato alle proprie dipendenze migliaia di lavoratori. All'interno di questa vicenda, e veramente concludo, c'è peraltro l'emersione di un attore nuovo, l'autorità garante della concorrenza del mercato, che sulla scorta delle indagini fatte dalla Procura di Milano ha poi condannato con sanzioni economiche significative alcune di queste imprese per danno ai consumatori. Adesso banalizzo e semplifico: tu hai detto ai consumatori che avevi una filiera in cui il lavoro era tutelato e rispettato, hai detto una bugia, è emerso che non è così, ti sanziono economicamente. E mi viene qui da dire, le imprese oggi, lo dico agli studenti, molto spesso hanno più paura di questo tipo di sanzioni, delle sanzioni che può fare per esempio il garante della privacy, perché sono sanzioni che colpiscono. Il garante della privacy addirittura colpisce fino al 4% il fatturato. Nell'occhio del ciclone, però se c'è un'ispezione del garante della privacy e trova una violazione delle regole della privacy, c'è una sanzione fino al 4% del fatturato. Le imprese hanno molto più paura, paradossalmente, di questi tipi di azioni che non di quello che può fare un giudice del lavoro, che è un soggetto dinanzi al quale, come dice il mio maestro, la tutela bisogna andarla a chiedere, bisogna andare davanti al giudice per chiedere la tutela, mentre questi soggetti hanno dimostrato di avere una capacità di portare la tutela lì dove serve. Chiudo dicendo che cosa? Che queste vicende mettono in evidenza una diciamo, incapacità del diritto del lavoro, a mio parere, in questo momento di portare la tutela lì dove serve, e d'altronde però focalizzano un punto importante che, insomma, questo la direttiva due diligence già rappresenta, ma lo dirà la professoressa Filì dopo certamente, che è quello di un obbligo del capo della filiera di vigilare sulla filiera, che è un obbligo, diciamo, che secondo me non deriva dal rischio che il pubblico ministero venga ad indagarmi, ma deriva e discende, forse il suo fondamento vero sta nell'articolo 2086 del Codice Civile, volendo cercargli un fondamento normativo, laddove oggi l'ordinamento dice che l'impresa deve dotarsi di un assetto organizzativo adeguato, vuol dire anche che se io sono un'impresa di grandi dimensioni che organizza il proprio processo produttivo in maniera integrata, non posso non impegnarmi a vigilare su questo. È vero, come dice il professor Proia, che queste grandi imprese mettono a repentaglio la democrazia, però è anche vero forse che queste imprese, se obbligate a muoversi in questo senso, forse sono in grado di portarle, assicurare una certa tutela del lavoro lì dove serve, molto più di quanto non possano fare altri strumenti a cui siamo abituati. Mi scuso se ho sforato, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Ilario per questa relazione. Sei stato un ciclone, hai messo le mani ovunque, quindi diventa difficile, come dire, starti appresso. Una sola battuta, ma questo proprio a vantaggio degli studenti che ci stanno ascoltando, sulla posizione espressa dalla Corte Costituzionale. È vero che il principio della responsabilità solidale come principio generale dell'ordinamento si regge su un passaggio della sentenza della Corte, una sentenza del 2017, sulla appunto operatività di questo meccanismo di tutela dei lavoratori in tutte le forme di utilizzo indiretto. Però non ci scordiamo, come dire, a beneficio degli studenti, che la fervida mente delle imprese
di chi li assiste, di chi le supporta, è andata nella direzione di inventarsi su strumenti contrattuali diversi dallo strumento classico dell'appalto, anche sostenuto dal legislatore con la subfornitura, e pertanto la risposta della Corte la ritengo quasi una reazione a questa proliferazione di tipologie contrattuali. Vi fa soltanto un esempio: ci siamo inventati la vendita di cosa futura. Se uno mi chiede ma che contratto è la vendita di cosa futura, è sostanzialmente qualcosa di non diverso dalla subfornitura, però che utilizza questa espressione per dire no, la responsabilità solidale, come dice Ilario, si applica solo all'appalto, alla grande anche la subfornitura, ma la vendi cosa futura è un'altra cosa. Ovviamente si tratta appunto di una finzione. Quindi la risposta della Corte è stata una reazione a questa trovata. Poi sulla effettività della tutela, vi garantisco, perché appunto questa materia l'approccia sul piano forense, sul piano pratico, che la responsabilità solidale è uno strumento, mi sento di dire, formidabile. Oggi l'INL non si sforza più neanche di andare a dimostrare l'intermediazione, utilizza la responsabilità solidale, fa l'accertamento a carico del responsabile principale, cioè l'appaltatore o chi per lui. A quell'accertamento non partecipa l'appaltante, il quale si vede arrivare poi la visita a debito esecutivo, la diffida accertativa di fenomeni che molto spesso ignora. Quindi, come dire, non sottovalutiamo la portata dissuasiva per un verso e di tutela della responsabilità solidale, e quindi dire è una regola di carattere generale, a me che l'ho sostenuta come tesi non ripugna, perché si dice all'impresa: vuoi esternalizzare, vuoi decentrare, benissimo, fai quello che vuoi, però sappi che se scegli male, domani i lavoratori, l'INPS, l'INAIL e chi altro verranno a bussare a casa tua. Questo è sostanzialmente il concetto. Vabbè, detto questo, la parola alla collega Fini, sono le 16:20, ci sono mangiati 10 minuti, quindi il tuo tempo si è paradossalmente ridotto. Hai un quarto d'ora per parlare. Bene, ho già perso 5 minuti, ottimo. Allora, ringrazio il Presidente per avermi ceduto la parola, ringrazio tantissimo chi mi ha invitato, quindi il professor Emilio Balletti e la professoressa Laura Foglia. Sono molto felice di essere qui e anche un déjà vu perché sono già stata in quest'aula, ricordavo prima con Laura i bellissimi seminari previdenziali che abbiamo fatto qui a Capua nel 2022, è stata un'edizione per me molto bella e in sala ci sono anche molti giovani studiosi, all'epoca giovani studiosi, adesso un po' meno giovani perché se invecchio io invecchiano tutti, che sono tornati qui a Capua molto volentieri, prima ricordavamo quei bellissimi momenti. Allora, il tema che mi è stato affidato è quello del lavoro nelle catene globali del valore, un tema molto ampio, molto complesso, interdisciplinare, di grandissima attualità, un tema che possiamo considerare un termometro dei cambiamenti globali ed è un tema mutevole proprio perché cambia e dipende dai cambiamenti globali. Allora, quando ragioniamo di catene globali del valore ci collochiamo proprio nel solco di cui abbiamo già parlato, con gli interventi e la relazione di Ilario, gli interventi precedenti, quindi di trasformazioni dei modelli organizzativi e produttivi, di frammentazione organizzativa, ma collocati nello spazio globale. Uno spazio globale che è uno spazio inteso in senso fisico, perché parliamo di delocalizzazione dei processi economici, però uno spazio globale che è anche uno spazio inteso in senso giuridico, perché ci riferiamo all'esternalizzazione non soltanto di attività e processi, ma anche all'esternalizzazione di rischi e responsabilità. Quindi qual è l'effetto? L'effetto è quello di una moltiplicazione dei soggetti economici coinvolti, l'abbiamo sentito anche prima, di queste complesse relazioni tra i soggetti, della difficoltà di andare a verificare e a identificare i centri di imputazione giuridica dei rapporti di lavoro,
e delle responsabilità nei confronti dei lavoratori, e quindi si tratta di ragionare sul livello di protezione riconosciuto ai lavoratori e sul rischio di un abbassamento dei livelli di protezione per i lavoratori. Il tutto condito da una grande fragilità dei sistemi giuridici nazionali. Quindi vediamo come gli ordinamenti statuali, gli ordinamenti nazionali sono in difficoltà, in bilico nell'affrontare questi fenomeni, proprio per la debolezza degli strumenti che poi cercherò di individuare, di identificare. E dall'altro lato abbiamo però la debolezza delle organizzazioni internazionali o sovranazionali che non riescono ad intervenire in maniera efficace, in maniera forte, per la tutela dei diritti dei lavoratori, la tutela dei diritti dei lavoratori e addirittura in molti casi la tutela dei diritti umani. E vediamo che ci troviamo sempre di fronte a questa grande contrapposizione tra gli interessi economici, il business e la tutela dei diritti fondamentali, cosa che ha come retroscena ovviamente il posizionamento degli stati. Stiamo parlando di posizionamento geopolitico, quello che praticamente oggi è sotto gli occhi di tutti. Quindi un tema davvero ricco di sfumature. Io cercherò di dare un po' un quadro sull'impostazione, le linee essenziali, ovviamente attingendo a piene mani dalla dottrina che si è molto occupata di questi temi. Voglio citare soltanto chi ha scritto la monografia su questi temi, ma in realtà i colleghi e le colleghe che se ne sono occupati sono veramente tanti. Però voglio citare Luisa Corazza, che già nel 2004 insomma anticipava queste tematiche, parlava di contractual integration, rapporti di lavoro. Poi abbiamo la monografia di Vania Brino, la monografia di Michele Murgo, di Federico Micheli e di Cinzia Carta, l'ultima in ordine cronologico. Voglio ricordare anche la relazione AIDLAS che è stata ricordata prima, le giornate di studio AIDLAS di Cassino del 2017, con la relazione di Mimmo Garofalo sulla frammentazione organizzativa. Ecco, diciamo che affronto questo tema con un grande pessimismo della ragione, perché per me proprio è lampante, quindi al di là degli idealismi e anche diciamo degli ideali proprio che ho, è lampante come in realtà noi stiamo parlando di interessi fondamentalmente geopolitici e economici degli stati e delle grandi imprese, quindi dei poteri forti. E in questo contesto domina il business, dominano gli interessi economici, il diritto è secondario e per me il diritto spesso serve come, diciamo, simulacro o diciamo come accessorio per camuffare tutta una serie di situazioni. Quindi è molto spesso servitore di un potere che a volte nemmeno capiamo. In ogni caso, le monografie e gli studiosi che hanno cercato di dare sistemazione al tema del lavoro nelle catene globali del valore si sono dovuti in primis scontrare con una sorta di actio finium regundorum, quindi una definizione dei confini della materia per definire il fenomeno oggetto di indagine. Quindi ancora prima di dichiarare il loro posizionamento e la prospettiva di indagine, hanno dovuto farci capire di che cosa si sta parlando. Ed è infatti da questo che voglio parlare, anche per spiegare agli studenti di che cosa parliamo quando parliamo di catene globali del valore, qualcosa che sembra molto astratto ma che in realtà è nella nostra vita quotidiana, no? Quando noi, lo dico agli studenti, ordiniamo un prodotto da Amazon, stiamo facendo riferimento a questo. E allora, che cosa sono queste catene globali del valore? Beh, è ormai intanto, va detto questo, è una definizione acquisita nella letteratura giuridica, nella letteratura sociologica, però nella letteratura degli economisti in realtà si utilizzano anche altre definizioni, altre diciture. Si parla di catene della merce, catene di fornitura, supply chain, si parla di catene di approvvigionamento o reti di produzione. Diciamo che si è consolidata nell'area giuridica, giuslavoristica, sociologica l'utilizzazione dell'espressione catene globali del valore perché mette in luce non soltanto la parte economica ma anche quella del valore aggiunto, che è aggiunto anche grazie all'utilizzo del lavoro.
E allora si tratta di andare a ricostruire le interazioni tra le imprese, interazioni, scomposizioni, ricomposizioni di processi produttivi che abbiamo sentito prima, però qui sono su una scala globale. E il tema è quello di ricondurre queste scomposizioni, ricomposizioni, che poi noi giuristi capiamo fino a un certo punto, secondo me, comunque a dei paradigmi interpretativi, che poi fanno leva sulle relazioni di potere tra le imprese. E quello che ci interessa come lavoristi sono gli effetti di queste relazioni di potere sui rapporti di lavoro, sulle persone, addirittura abbiamo detto sui diritti umani. Allora, le caratteristiche di questo fenomeno quali sono fondamentalmente? Che si deve trattare di processi produttivi che connettono più imprese che sono site in diverse parti del mondo. E abbiamo delle imprese leader, come abbiamo sentito prima, che sono queste grandi società che vanno a trainare questi processi produttivi, la loro influenza economica condiziona tutto il processo. Non è facile individuare il centro decisionale in tutto questo processo, perché spesso c'è un intreccio di rapporti societari, altre volte sono solo rapporti contrattuali o rapporti economici, relazioni negoziali, insomma non è semplice dare una definizione. Quindi la domanda che hanno fatto prima gli interventori e Ilario, chi è il datore di lavoro, diventa una domanda fondamentale. Allora, innanzitutto dobbiamo anche dire che spesso si parla di impresa multinazionale, a volte si parla di impresa transnazionale. Io mi sono posta la domanda, ma vogliono dire la stessa cosa? Ma in realtà anche qui le definizioni sono molto ambigue. Naturalmente stiamo parlando di un fenomeno economico più che un fenomeno giuridico, perché dal punto di vista giuridico le fattispecie possono essere diverse. A volte le imprese, anche a livello alto di organizzazioni internazionali, le espressioni multinazionale e transnazionale vengono utilizzate come sinonime, altre volte no, perché con l'espressione impresa multinazionale si va a identificare un fenomeno in cui c'è una leader che emerge in maniera forte, quindi che traina le altre. Con quella transnazionale si intende invece quella relazione, quella interazione tra le imprese in cui spicca di meno una sulle altre. Però, diciamo, stiamo navigando in un contesto in cui non è nemmeno facile districarsi con le definizioni, che per un giurista questo rappresenta un problema. In ogni caso, queste multinazionali o imprese transnazionali si pongono al comando, abbiamo detto, di questa catena. Questa catena, e cosa succede? Che determinano la distribuzione del valore generato in questa catena, hanno un'influenza forte sul valore generato in queste catene e determinano un'iniqua distribuzione poi dei benefici, quindi uno sfruttamento, una compressione dei diritti, spesso diversa a seconda del territorio di riferimento. Noi abbiamo ovviamente in testa tutta una serie di processi. Per esempio, i palloni da calcio si sa che sono fatti in giro per il mondo e spesso sono gli stessi bambini a fare quei palloni da calcio che poi verranno utilizzati dai bambini del mondo del nord globale per i loro giochi. Quindi gli effetti di questo fenomeno sono proprio quelli di un mercato che diventa globale, con una grandissima e netta, se vogliamo, ormai distinzione tra il nord e il sud del mondo. Quindi si parla di nord globale, di sud globale. E che cosa possiamo dire? Possiamo dire che la spinta a creare degli standard di lavoro che possano dirsi rispettosi della dignità stessa del lavoro è una spinta che parte da ideali alti di cui ci facciamo anche noi promotori, noi occidentali, ma in realtà sappiamo che quello che poi governa molte volte anche questi ideali, quello che muove in realtà gli stati e le organizzazioni internazionali nella promozione di questi diritti è la regolazione della concorrenza. Quindi nel momento in cui noi parliamo poi di elevare gli standard lavorativi, stiamo sempre dall'altra parte ragionando anche di creare una certa concorrenza tra le imprese, che sia una concorrenza non troppo sleale. Quindi non dobbiamo illuderci, no, noi occidentali, di farci promotori di questi diritti umani, quando poi abbiamo il retropensiero che in realtà la nostra preoccupazione è quella di evitare il dumping sociale, evitare che a cascata anche nel nostro mondo, nel nord globale, poi gli standard si abbassino per un inseguimento al ribasso, visto che abbiamo la concorrenza del sud del mondo.
Il tema poi sullo sfondo, che è quello che gli americani, gli inglesi anglosassoni definiscono l'elefante nella stanza, il grande tema è quello del appunto rispetto dei diritti fondamentali, perché questo è il vero tema, cioè noi nel nostro nord globale ci preoccupiamo certamente del dumping sociale, di un abbassamento delle tutele, ma il vero tema è quello proprio della dignità del lavoro, delle condizioni di vita, del rispetto dei diritti umani nel sud globale. Perché è vero che queste catene globali del valore creano lavoro, lo creano anche in paesi in cui magari quel lavoro non ci sarebbe, ma a quali condizioni? Di che lavoro stiamo parlando? E quindi ci vengono in mente tutte le condizioni di lavoro povero, di sfruttamento, tant'è che una degli standard, dei labor standard dell'OIL è proprio sullo sfruttamento del lavoro minorile, quindi il contrasto a queste pratiche che però sappiamo continuano a essere comuni. Allora il tema sullo sfondo è appunto l'elefante nella stanza, anche quello di prendere atto che esistono delle nuove forme di schiavitù ed evitarle. E qui voglio fare una brevissima digressione perché siamo a Capua e voglio omaggiare Capua, anche se siamo a Capua, questa Capua non è la Capua antica, perché la Capua antica è Santa Maria Capua Vetere, ma voglio ricordare anche parlando agli studenti, che qui c'era la famosa scuola gladiatoria, adesso hanno fatto anche la serie Netflix tra l'altro, e abbiamo le famose vicende di Spartacus. Bene, voglio ricordare che lo schiavo gladiatore Spartaco è diventato nell'Ottocento e poi nel Novecento il simbolo dello sfruttamento capitalistico. Ovviamente si tratta di una interpretazione che dal punto di vista storiografico è errata, ma è quello che è accaduto perché lo stesso Marx in una sua lettera a Engels cita proprio Spartaco come esempio di diciamo, colui che si vuole ribellare al sistema capitalistico dominante. Quindi stiamo parlando di forme di schiavitù globale e quindi voglio ricordare Spartaco in questo contesto. Quindi per me questa è la sede perfetta dal punto di vista simbolico per affrontare questo tema. Tornando al tema, dobbiamo fare una riflessione su quello che stiamo vivendo, in particolare noi attori del nord globale. Allora, i problemi giuridici che ci dobbiamo porre sono tanti. Un primo problema che ci dobbiamo porre è una prospettiva di diritto interno, cioè introspettiva, dobbiamo guardarci dentro. Dobbiamo guardarci dentro per capire che cosa possiamo fare per arginare gli effetti negativi sulla vita delle persone proprio di queste catene globali del valore. E guardandolo da una prospettiva di diritto interno, noi occidentali, certamente paladini dei diritti umani, ma più a parole che nei fatti, dobbiamo fare delle riflessioni. Questo ovviamente porta anche a delle riflessioni per quello che riguarda i paesi in via di sviluppo. Il primo problema è quello dell'imputazione delle responsabilità e abbiamo visto che già è difficile identificare chi è il datore di lavoro, perché in questa filiera è difficile identificare il soggetto responsabile o i soggetti responsabili. Questo diventa complesso proprio a causa della frammentazione e delocalizzazione. Dall'altro lato però concorre anche un altro limite, che è quello della territorialità del diritto, perché noi ci scontriamo su un tema di portata globale, ma abbiamo il limite della territorialità del diritto. Quindi gli Stati in qualche modo su questo tema hanno perso la loro capacità regolativa, sull'intera filiera di produzione, perché la filiera di produzione è sparpagliata in giro per il globo e questo è un grosso problema. Accanto alla prospettiva di diritto interno, una prospettiva introspettiva, se vogliamo, abbiamo una prospettiva di diritto internazionale. La prospettiva di diritto internazionale mette in maniera inequivocabile in luce la debolezza degli organismi internazionali e della resistenza di molti stati, delle forze geopolitiche che interferiscono nella regolazione di questi temi. È vero che abbiamo l'OIL, l'ILO, quindi con i Core Labor Standards, è vero. È anche vero che questi labor standards, quindi queste convenzioni che pongono questi standard sulla tutela dei diritti,
ci dimostrano però la loro debolezza, perché ovviamente sono trattati internazionali, sono convenzioni e queste si applicano soltanto agli stati che fanno parte, che le hanno ratificate, che fanno parte dell'organizzazione. Poi sappiamo che c'è un deficit di governance di queste organizzazioni internazionali, quindi i problemi da parte, diciamo, della prospettiva del diritto internazionale sono moltissimi. Un'altra problematica, andando a guardare un'altra prospettiva, la prospettiva, diciamo, di soft law, anche questa fa emergere delle debolezze. La prospettiva di soft law è la prospettiva di quelle prassi, di quei codici di condotta, di quelle linee guida, della responsabilità sociale dell'impresa, di quelle certificazioni, sì, molto interessanti, molto importanti, ma che sono delle armi spuntate, sono delle armi deboli, non sono delle vere armi. Perché? Perché non hanno una forza cogente e quindi si è dimostrato nel corso del tempo, a parte il fascino che specialmente la responsabilità sociale delle imprese ha avuto anche sulla dottrina, insomma, dal punto di vista sicuramente ideale, molto interessante, ma ha dimostrato un sostanziale fallimento di questi strumenti per prevenire, limitare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la violazione dei diritti umani. Dove hanno funzionato queste prassi, questi codici di condotta, ma più sul coordinamento delle azioni delle imprese per la concorrenza più che per la tutela dei diritti. Quindi si parla ormai di inefficacia di questa autoregolamentazione. Abbiamo poi un'altra prospettiva di cui si parlerà anche domani, che è quella delle relazioni industriali. È sempre una prospettiva interessante. Certo, però qua stiamo parlando di parti sociali di che livello? Del livello massimo, perché stiamo parlando di relazioni industriali di livello transnazionale, di livello altissimo, con dei grandissimi problemi per quello che riguarda poi la rappresentatività dei soggetti negoziatori. Non esiste nemmeno un framework internazionale europeo cogente entro cui collocare gli accordi, non c'è un obbligo per le imprese multinazionali di stipulare questi accordi. Gli accordi spesso, se li leggiamo, si concentrano su che cosa? Ma il contenuto in realtà è molto banale, sul rispetto dei diritti fondamentali, dei diritti umani, che poi non significa altro che il rispetto delle convenzioni OIL. Certamente molte imprese multinazionali ci tengono a stipulare questi accordi, perché? Perché questo porta dei benefici dal punto di vista reputazionale, che questo conta nei mercati. Ma quindi più che per dare effettività a questi accordi e effettivamente innalzare il livello di tutela delle persone, stiamo parlando di un business, no? Di un beneficio che torna proprio perché l'impresa poi si fa bella nei confronti dei consumatori. Io rispetto, no? Ho il bollino, la certificazione che rispetto determinati diritti, poi è da vedere come vengono rispettati questi diritti. Un aspetto che è emerso come particolarmente interessante, su cui poi mi voglio concentrare le ultime osservazioni, è quello che riguarda quella che oggi è diventata anche abbastanza famosa, insomma un'espressione molto famosa in inglese, viene chiamata la due diligence. È una tecnica di regolamentazione che nasce secondo quella logica della soft law che abbiamo visto prima, dell'arma spuntata, perché la due diligence nasce proprio in questi codici di autoregolamentazione, nella responsabilità sociale dell'impresa, quindi come un atteggiamento che l'impresa assume per poter, diciamo, creare dei processi trasparenti di valutazione della sua azione, dell'impatto della sua azione su terzi e in questo caso anche sul rispetto dei diritti umani, quindi quello che accade nella filiera. Allora, di due diligence si parla nei principi guida ONU, quello su imprese e diritti umani già nel 2011, è un recepimento di alcuni codici di condotta di alcune multinazionali, quindi viene elaborato, diventa proprio un pilastro dei principi guida ONU e addirittura ne parla anche l'OCSE
nei suoi principi e linee guida, in una logica però sempre, diciamo, di volontarietà da parte delle imprese. Allora, vi dico subito, sull'importazione di questo concetto della due diligence all'interno dei diritti sociali e dei diritti fondamentali dei lavoratori, ci sono delle critiche, perché lo stesso concetto, l'espressione di due diligence è un'espressione commercialistica che riguarda un approccio economico, commercialistico, tutta una serie di situazioni, per cui c'è chi ha criticato questo trapianto, questa importazione dall'area commercialistica all'area dei diritti umani della due diligence. Inoltre, ovviamente, che cosa accade? Che questo processo che viene creato per verificare l'impatto sui diritti umani ha certamente come obiettivo primario quello di gestire il rischio, e allora si è criticato perché si dice qua si parla di rischi, si parla di gerarchia dei rischi e si parla di gerarchia dei diritti umani, quindi andiamo a mettere i diritti umani, i valori fondamentali della persona in una gerarchia che deve corrispondere a dei rischi, cioè stiamo proprio dando una valutazione economicistica a quelli che sono i diritti umani, quindi dei valori che non dovrebbero avere quel tipo di modo di essere, diciamo, etichettati. Questo tipo di ragionamento è sbagliato, no? Si dice. Fatto sta che comunque viene utilizzata la due diligence da molte imprese, perché tutto sommato crea dei percorsi di valutazione. Qual è l'effetto però che si è sempre criticato? Sì, è vero, l'impresa diventa un po' più trasparente, ma è anche vero che dietro la due diligence si trincera, cioè molte volte la due diligence diventa uno schermo, uno scudo che protegge l'impresa, perché nel momento in cui l'impresa ha fatto tutto quello che era scritto nel processo è a posto con la coscienza ed è a posto anche dal punto di vista della responsabilità, quindi dal punto di vista giuridico. Quindi la due diligence certo ha degli effetti positivi, ma è anche stata criticata. La due diligence fino a un certo punto è rimasta nell'area della volontarietà, quindi se volevi la facevi, se non volevi non la facevi. Bene, che cosa è accaduto? È accaduto che però si è cominciato a capire che il diritto interno può avere la sua utilità anche in quella che viene chiamata regolazione extraterritoriale indiretta. Mi spiego. Si è voluto utilizzare il diritto interno per obbligare le imprese leader a fare delle cose, in particolare dei comportamenti, mettere in pratica il principio della due diligence in maniera obbligatoria nel diritto interno, con dei riflessi extraterritoriali. Cioè, se io obbligo, detto in parole povere, una grande impresa a comportamenti di due diligence, quindi a creare questi processi di valutazione, e la obbligo a creare questo processo di valutazione per tutta la filiera, io obbligo un'impresa, diciamo, del nord globale, ma gli effetti sono extraterritoriali, cioè mi ricadono anche sulle imprese del sud globale. E questo è quello che è stato fatto, cioè si è cominciato ad imporre allora la due diligence alle imprese con questo meccanismo, la obbligo le imprese leader e poi i riflessi si vedranno anche su tutta la filiera, la catena del valore. Questa si è parlata anche di giuridificazione degli obblighi di due diligence. Hanno iniziato i francesi, c'è la legge francese del 2017, la legge olandese del 2019, la legge tedesca del 2021 e norvegese del 2021. E poi siamo arrivati all'Unione Europea e io su questo mi voglio concentrare perché voglio concludere con un focus molto interessante sull'Unione Europea, anche perché proprio quel pessimismo della ragione di cui vi parlavo prima. E allora che cosa fa l'Unione Europea? L'Unione Europea decide di perseguire questa strada, di cominciare ad imporre la due diligence alle imprese nei vari contesti dell'Unione Europea come strumento di responsabilizzazione delle imprese dell'Unione Europea che sono o dell'Unione Europea o che hanno la maggior parte degli interessi nell'Unione Europea. Quindi ci sono vari criteri per individuare queste imprese. E allora faccio un piccolo elenco. Abbiamo il regolamento del 2017 che impone la due diligence in un contesto molto specifico, ci sono le catene di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione Europea di stagno, tantalio, tungsteno e oro, originari in zone di conflitto o alto rischio. Ecco, l'obiettivo è rompere il legame tra lo sfruttamento dei minerali, il finanziamento dei conflitti armati, la violazione dei diritti umani, il lavoro forzato e l'approvvigionamento delle imprese dell'Unione Europea.
Bene, positivo, sicuramente un'idea positiva. Poi abbiamo la direttiva del 2014, nota come direttiva sul reporting non finanziario, molto interessante, impone l'obbligo per le grandi imprese a interesse pubblico di comunicare informazioni sul loro impatto sociale e ambientale. E questa è una grande novità, è una grande novità. Dopodiché abbiamo nel 2022 la direttiva 2464 Corporate Sustainability Reporting Directive, che disciplina la rendicontazione societaria di sostenibilità sociale e ambientale, cioè amplia quella del 2014, la amplia in modo significativo, in modo molto interessante. A partire dal 2025 doveva esserci poi un'estensione a tutta una serie di soggetti, quindi a macchia d'olio. Quindi l'idea che proprio la due diligence deve diventare un principio fondamentale di responsabilizzazione delle nostre imprese. Si devono rispettare degli standard europei, quindi ci sono degli indicatori specifici, un obbligo di revisione esterna, quindi la cosiddetta audit. Questo reporting doveva essere integrato nel bilancio sociale, insomma, tutta una serie di novità molto interessanti, molto importanti. È recepita in Italia questa direttiva con il decreto legislativo 125 del 2024. Poi abbiamo un'altra direttiva molto importante del 2024, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, entrata in vigore il 25 luglio del 2024. Questa direttiva addirittura imponeva alle grandi imprese obblighi vincolanti di dovere di diligenza, cioè di due diligence, per mitigare o evitare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente in queste catene globali del valore. Addirittura un campo di applicazione molto largo, molto aperto, in cui si coinvolgevano tante imprese, anche queste a scalare nel corso del tempo, allargando la platea dei destinatari. Addirittura si diceva non solo le imprese europee, ma quelle che sono costituite in paesi terzi, ma che generano un fatturato molto significativo in Europa, per evitare il trucchetto di delocalizzare anche l'impresa leader nei paesi terzi. Molto interessante, tutto molto interessante e molto importante. Siamo nel 2024. Però che cosa succede? Ecco il pessimismo della ragione, quella scacchiera, no? Quella dell'Europa, quindi la geopolitica, gli interessi economici che si fanno avanti. Stiamo parlando di 13 giugno del 24. Ebbene, già a partire dalla fine del 24 abbiamo istanze completamente di segno opposto. Si comincia a parlare di semplificazione all'interno dell'Europa e di snellimento di tutta una serie di adempimenti. L'8 novembre 24 abbiamo la dichiarazione di Budapest, il nuovo patto per la competitività europea. In questa dichiarazione di Budapest di novembre 24 si parla di economia ma non di diritti, si parla di strategia globale, di mercato unico, ma non di ricadute in termini di impatto sociale e diritti dei lavoratori. Si parla di riduzione degli oneri amministrativi, normativi, burocratici, non si parla di tutela dell'ambiente, tutela dei lavoratori, rispetto dei diritti umani. Si parla di dialogo sociale come clausola di stile, cioè all'interno di tutta questa semplificazione burocratica, amministrativa, sì, certo, si deve tenere in considerazione anche il dialogo sociale. Allora, qual è l'esito di questa dichiarazione di Budapest? È quello che viene chiamato il pacchetto Omnibus, che è la controriforma che avviene immediatamente. Avviene immediatamente perché abbiamo tutta una serie di proposte di semplificazione amministrativa e dietro questa etichetta della semplificazione amministrativa abbiamo la demolizione di quello che è stato fatto pochissimo tempo prima. Questo pacchetto Omnibus è un pacchettone Omnibus, cioè contiene tantissime misure in materia di sostenibilità, investimenti, politica agricola, piccole e medie imprese, difesa, prodotti chimici, digitali, ambiente, automobili, sicurezza alimentare, tutto. E la logica è la semplificazione, che vuol dire più business e meno diritti. E come mai? Che cosa succede? Ma lo vediamo subito. Abbiamo immediatamente il 17 aprile 25 la prima direttiva che viene chiamata Stop the Clock, e questo è già significativo, fermate l'orologio, cioè
Quelle due direttive, quella del 22 e quella del 24, che dovevano entrare a pieno regime, vengono fermate, vengono rinviate tutte le date entro cui dovevano essere fatti tutta una serie di adempimenti, quindi stop the clock sul serio. Dopodiché che cosa abbiamo? Abbiamo immediatamente un regolamento delegato noto come quick fix, che vuol dire che cosa? Vuol dire che vengono modificati e semplificati gli standard di rendicontazione. Quindi abbiamo già un posticipo di una serie di adempimenti e una semplificazione degli standard di rendicontazione sulla sostenibilità, proprio per snellire, diciamo, si dice, no? La burocrazia in realtà significa diminuire gli obblighi di due diligence e di rendicontazione da parte delle imprese. Il 16 dicembre 25 viene approvato il pacchetto chiamato Omnibus 1. Questo pacchetto Omnibus 1 è la proposta di una direttiva approvata dal Parlamento europeo a maggioranza di centrodestra e adesso è imminente l'approvazione in Consiglio, quindi sta per essere emanata la direttiva, che prevede che cosa? Che quelle due direttive di cui vi ho parlato prima, del 22 e del 24, vengono totalmente snaturate, viene ridotto tantissimo il campo di applicazione perché vengono innalzate, vengono innalzate le soglie dimensionali, e abbiamo quindi una riduzione completamente del campo di applicazione e una semplificazione di tutta una serie di adempimenti, quindi possiamo dire un indebolimento completo, uno snaturamento di quello che era stato fatto prima, un impoverimento proprio dei risultati che avevamo raggiunto. E allora qual è la conclusione? Certo che la catena globale del valore resta, ma resta una catena per molte persone che lavorano per queste catene globali del valore in giro per il mondo. Certamente la nostra ipocrisia di occidentali fa sì che noi riusciamo a dire che c'è sempre il rispetto dei diritti umani sullo sfondo. Io questi diritti umani rispettati non lo vedo e ritengo che ancora una volta possiamo dire, quindi chiudo, Spartaco è morto, viva Spartaco. Grazie. Grazie alla professoressa Filippi. È andata in crescendo, si è impervorata alla fine, quindi l'ha coinvolta questo tema. Molto bene. Allora, passiamo agli interventi. Sono circa le ore 17. Abbiamo 11 interventi che dobbiamo dividere, adesso lo dico alla Miriam, un attimo solo, in due gruppi. Ovviamente la prima ipotesi è andare in ordine alfabetico, ma è molto banale. Direi facciamo un'operazione diversa. Prima chiamiamo i senior e poi in seconda battuta. Io sì, sono molto democratico nelle mie cose. Allora, a chi interviene qui in diretta 10 minuti, a Bella Vista 5 minuti. Quindi Ale, puoi intervenire, hai 5 minuti da adesso. Intanto volevo veramente ringraziare gli amici, gli organizzatori, però purtroppo sanno che sono impegnato in un'altra sede e sarebbe stato estremamente difficile riuscire a essere qui presente. E allora devo fare i complimenti però a entrambi i relatori per lo spessore e l'approfondimento delle loro relazioni. E in particolare però mi è piaciuto moltissimo, anche perché già conosco il pensiero di Ilario, mi è piaciuto moltissimo la prospettiva che ha seguito Valeria Filì, e le faccio dei complimenti particolari. Però io volevo fare alcune battute sul problema della disintegrazione del ciclo produttivo e della catena degli appalti e l'aspetto fisiologico, anche perché mi permetto di ricordare che da tutte le ricerche in campo emerge che sostanzialmente la scelta di disintegrare il ciclo e di appoggiarsi su una filiera di appalti è un modello di business prescelto soprattutto a scopi di risparmi sul costo del lavoro, e tutto ciò finisce a danno dei lavoratori. Ora, io mi permetto di ricordare l'indagine che ha fatto la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali qualche anno fa. Questa indagine ha dimostrato che la frammentazione del ciclo produttivo nell'area dei servizi pubblici essenziali è la causa principale del conflitto sindacale, a causa proprio del deterioramento delle condizioni dei lavoratori lungo la filiera. E questa indagine, che è stata fatta ormai quasi un quinquennio fa,
è stata sostanzialmente, ovviamente, condivisa anche dalla nuova Commissione, che nelle sue relazioni annuali 24-25 proprio lamenta ovviamente i danni cagionati dalla frammentazione del ciclo nell'area servizi essenziali. E infatti l'idea è quella di riuscire a adottare delle interpretazioni estensive della legge 146 in modo tale da individuare nella stazione appaltante, quindi nel capofila, ovviamente una parte del conflitto, per poter ovviamente applicare anch'essa a questo soggetto la legge. È un tema ovviamente aperto che merita un maggiore approfondimento. Sfruttando i pochi minuti che mi ha dato l'autorevole Presidente, faccio solo alcune battute. Io però condivido quanto ha detto Mimmo, cioè nel senso che la responsabilità solidale sul piano della effettività è lo strumento che sostanzialmente funziona, probabilmente perché è quello più semplice, ma ovviamente è quello che garantisce un minimo di responsabilizzazione dell'impresa capofila. Dov'è il problema reale? Il problema reale è che sappiamo benissimo che questa scarsezza di effettività della disciplina protettiva dipende da una carenza assoluta di controlli. Sappiamo come l'INL è sguarnito, sappiamo anche, e lo dico per chi non lo sapesse, che c'è in questo momento una vera lotta politica che riguarda l'organizzazione di questo ente. Ora, cosa è successo? È successo che sono intervenuti i giudici. Bene, ne ha parlato benissimo, ne ha parlato Ilario, è intervenuta la Procura di Milano, ovviamente la Procura di Milano a cui stanno facendo seguito altre procure. Può piacere o non piacere questa tipologia di intervento, è un intervento molto discusso tra i penalisti, ci sarà ovviamente chi negli interventi che mi seguiranno ne parlerà molto meglio di me, però questo tipo di intervento ha rappresentato paradossalmente il maggiore elemento di effettività della disciplina protettiva lavoristica. Vi è ora il nuovo articolo 29,1 bis. Conosciamo una recente pronuncia ex articolo 28 del Tribunale di Milano che ha riconosciuto la legittimità di un'azione ex articolo 28 di un sindacato per garantire l'applicazione del principio sancito da questa norma. Sostanzialmente da questa norma emerge la circostanza che il sindacato comparativamente più rappresentativo ovviamente può garantire l'applicazione dei principi di tutela stabiliti da questa norma che riguardano l'applicazione di un contratto collettivo coerente rispetto al ciclo dell'appalto. Cosa manca? E chiudo i miei pochi minuti. Manca ovviamente un intervento di carattere generale. Manca una legge sulla rappresentatività e sulla contrattazione da tanto tempo attesa. L'auspicio è che la misura minima prevista dall'attuale legge delega sul salario giusto sia questa misura minima attuata in modo razionale. Diciamo l'ottimismo e la volontà spera questo, il pessimismo e la ragione lascia un poco dubitare, però purtroppo cosa succede e cosa succederà? Se il legislatore non dovesse intervenire in modo chiaro e organico, si aprirà sempre più spazio all'intervento dei giudici. Prima i giudici civili e ora anche i giudici penali. Questo, ripeto, può piacere o non piacere, ma ovviamente non è colpa dei giudici, ma è colpa probabilmente del legislatore. Ultima battuta. Esiste la libertà di iniziativa economica, esiste la libertà di impresa garantita a livello comunitario, ma ci sono stati paesi, tra cui soprattutto la Germania, che per porre un freno all'indebito sfruttamento dei lavoratori lungo le filiere degli appalti, sono intervenuti in alcuni settori. In Germania si è intervenuti nel settore della lavorazione della carne e dove si è proibito in questo settore la possibilità di appaltare le fasi principali del ciclo produttivo, proprio a garanzia dei lavoratori. In Germania c'è stata una grande discussione sulla compatibilità di questo intervento
con il principio della libertà d'impresa, ma al momento non è esplosa nessuna vertenza a livello comunitario, probabilmente anche grazie al fatto che vi erano ragioni profondissime di giustizia sociale da assicurare. Grazie, grazie. Grazie Ale per questo bel intervento, grazie davvero. Allora, passiamo agli interventi in presenza. La Greco per prima. Allora, intanto volevo ringraziare il professor Balletti e la professoressa Foglia per l'invito, sono molto contenta di essere qui. Io vorrei fare un breve intervento traendo spunto da una recente sentenza della Cassazione che, accanto ad una ricostruzione chiara, articolata dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di codatorialità, intesa proprio come contitolarità del rapporto di lavoro e fonte di obblighi solidali, affronta una serie di problemi con particolare riguardo a profili processuali che forse meritano qualche considerazione. La pronuncia sicuramente apprezzabile perché in qualche modo trae le conseguenze in modo coerente dopo l'inquadramento della codatorialità come contitolarità del rapporto quando passa a parlare dei profili relativi al litisconsorzio, alla legittimazione passiva. Su questi aspetti dice espressamente nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo di codatorialità, ai sensi dell'articolo 102 è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro. Ora, apparentemente questa affermazione potrebbe apparire in contrasto con la consolidata giurisprudenza civilistica che ritiene, ai sensi del 1306 del Codice Civile, che non sia necessario il litisconsorzio nelle obbligazioni solidali. Però, a ben vedere, la giurisprudenza maggioritaria civilistica aderisce a una impostazione teorica sulle obbligazioni solidali viste non come un unico rapporto, ma come una pluralità di rapporti giuridici distinti, sebbene collegati. Se invece seguiamo la teoria di Busnelli, che secondo me è quella più che si adatta meglio alle peculiarità del rapporto di lavoro, allora dovremmo leggere l'obbligazione solidale passiva come un unico rapporto giuridico, è così che lo vede Busnelli, e quindi chiaramente si deve giungere a conclusioni diverse. E che il rapporto di lavoro sia in codatorialità, sia unico, si deduce dalla stessa fattispecie. C'è un unico prestatore di lavoro che svolge un'unica prestazione di lavoro a vantaggio di una pluralità di soggetti, contestualmente a vantaggio di una pluralità di soggetti, i quali esercitano i loro poteri, i poteri datoriali direttamente o indirettamente. Ricostruita così l'obbligazione solidale, allora è chiaro che il regime processuale confacente è il litisconsorzio necessario. E l'articolo, la previsione di legittimazione disgiunta del 1306 del Codice Civile va vista come un'eccezione ex positivo iure alla regola generale che riguarda solo i casi in cui la domanda sia appunto una domanda di condanna all'adempimento. Diverso invece è il caso quando il petitum ha un oggetto diverso, quando il petitum per esempio ha ad oggetto l'accertamento o la costituzione appunto di un rapporto plurisoggettivo. Sempre sul piano della legittimazione passiva, quindi del litisconsorzio, è apprezzabile anche la distinzione che fra la sentenza, fra le ipotesi di accertamento di una pluridatorialità dalle ipotesi di accertamento invece di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare formale. In queste ultime ipotesi, dice la Corte, il lavoratore chiede che venga accertata l'esistenza del rapporto con il
il datore di lavoro effettivo e poi c'è un accertamento negativo dell'inesistenza del rapporto con quello formale. Però la Cassazione dice in questo caso questo accertamento è un accertamento incidentale, per cui non è necessaria la presenza in giudizio del datore di lavoro formale, cioè in questa ipotesi non ci sarebbe la necessità di un litisconsorzio necessario. Va da sé che se invece io chiedo l'accertamento di un rapporto con più datori, quelli devono essere convenuti in giudizio. E fino a qui la sentenza non mi pare crei particolari problemi, ma qualche perplessità la colgo, me la suscita, ecco, quando impone la necessaria impugnazione del licenziamento nei confronti di tutti i soggetti codatori e in mancanza di questa esclude l'operatività della solidarietà passiva. Allora, si è detto che naturalmente lo schema plurisoggettivo non muta la natura delle obbligazioni che discendono dal rapporto di lavoro. È chiaro, per esempio, il debito credito retributivo è unica è la retribuzione che percepisce il datore, il lavoratore, non una per quanti datori ci sono, così come unica sarà la protezione in caso di licenziamento illegittimo, non avrà diritto a una pluralità di indennità sostitutive della reintegro o indennità risarcitorie. Ciò però che mi risulta più difficile da comprendere è la ragione per cui l'operare della tutela dell'impugnazione è subordinata, la tutela del licenziamento, scusate, è subordinata all'impugnazione nei confronti di tutti i soggetti. Un conto è la tutela che è necessariamente unitaria, altra cosa sono gli effetti del licenziamento e le conseguenze dell'impugnazione. Se si parte dal presupposto che il licenziamento intimato da uno dei codatori ha efficacia anche per gli altri, allora non vedo perché l'impugnazione fatta nei confronti di uno non dovrebbe valere anche per gli altri. E che il licenziamento intimato da uno valga per tutti, a parte che lo dice implicitamente la stessa pronuncia quando impone l'impugnazione nei confronti di tutti, quindi è evidente, ma lo dice espressamente una pronuncia recentissima della Cassazione del 7 gennaio di quest'anno, in cui una lavoratrice chiedeva la reintegra perché il licenziamento in forma scritta gli era venuta solo dal datore di lavoro formale e quindi chiedeva la reintegra presso un'altra società del gruppo che ovviamente non aveva provveduto anch'essa ad un'intimazione in forma scritta. E giustamente la Corte dice che il rapporto è unico e che il licenziamento intimato dal datore vale per tutti e estingue il rapporto per tutti. Sì, adesso te le dico. Mi manca pochissimo. Allora, mi manca pochissimo e quindi io dico se vale l'impugnazione per uno vale anche per tutti. Io credo che l'influenza, cioè la conclusione si arriva dipende dal petitum, perché se io chiedo anche la costituzione, il riconoscimento della codatorialità, allora in tal caso è chiaro che in giudizio chiamerò anche gli altri codatori, ma affermare che l'impugnazione deve essere fatta nei confronti di tutti vuol dire che nei confronti di tutti vuol dire che anche stragiudizialmente dovrebbe essere impugnata nei confronti di tutti e questo un po' mi lascia perplessa. Comunque la cosa che sicuramente possiamo anche accogliere questo criterio della Cassazione che dice che il licenziamento va impugnato nei confronti di tutti, ma quello che veramente non mi convince è la mancata operatività della solidarietà nel caso appunto in cui non ci sia l'impugnazione nei confronti di tutti. Perché? Perché da questa mancanza possiamo al massimo dire che il lavoratore non potrà far valere nei confronti degli altri le indennità, i crediti legati all'illegittimità del licenziamento. Ma tutti gli altri crediti, i crediti retributivi, indennità per ferie non godute, eccetera,
perché non dovrebbe poterli azionare visto che non sono soggetti ad alcun termine di decadenza? A mio avviso l'articolo 32 lettera D, comma 4 lettera D non si applica alla codatorialità, fa riferimento espressamente alle interposizioni, e la codatorialità è cosa diversa. Del resto, e chiudo, nell'ambito di un rapporto tradizionale binario, se io non impugno il licenziamento, non mi è preclusa l'azione nei confronti del datore di lavoro una volta che sono decaduto dall'impugnare il licenziamento per crediti retributivi o altro. E perché allora invece in un rapporto in codatorialità dovrei decadere se non ho impugnato il licenziamento nei confronti di tutti, dalla possibilità di chiedere l'obbligazione solidale su altri profili? Mi rendo conto che è un'interpretazione che si può anche non essere d'accordo, e che comunque è un'interpretazione che cozza col fatto che il nostro ordinamento lavoristico è pensato per un rapporto di lavoro bilaterale. Grazie. La 16.839 del 2025, di cui ho parlato. Sì. Insomma. Sì, grazie Presidente e grazie anche agli amici Emilio Balletti e Laura Foglia. Sono molto contento di essere qui. Cercherò di stare nei tempi brevi che mi sono stati affidati per questo intervento. E devo dire che mi ero preparato per parlare del distacco nei gruppi di imprese, però devo anche precisare che ci sono state molte suggestioni offerte dalle belle relazioni di Valeria Filì e di Ilario Albino, e anche alcune suggestioni nelle introduzioni opportune e complete fatte appunto da il professor Proia e anche dal professor Balletti. Mi è sembrato di cogliere questa continua tensione tra tradizione e innovazione, tra paura di abbandonare le nostre categorie tradizionali, i nostri riferimenti normativi, per approdare poi invece ad accogliere l'innovazione. Infatti proprio mentre aspettavo di intervenire, così se avrò tempo, c'è una suggestione da una poesia che è Il fiume e l'oceano di Gibran, che volevo magari richiamare a conclusione del mio intervento, ma già so che non avrò il tempo. Venendo invece al tema su cui volevo intervenire, il distacco nei gruppi di imprese, il mio tentativo è quello di verificare, laddove possibile, il riferimento della normativa disponibile, quindi mi riferisco all'articolo 30 del decreto 276 del 2003 e alla ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale relativa all'individuazione di un interesse del gruppo, alla luce quindi appunto delle sentenze di Cassazione, in particolare confermata, questo indirizzo confermato di recente nel 2024, ma poi risalente ad una Cassazione del 2016, peraltro nota al professor Albino perché oggetto di una sua nota che la salutava anche come una sentenza particolarmente innovativa. Il tentativo però che vorrei appunto, spero di riuscirci, è quello di riferire appunto questa elaborazione giurisprudenziale sull'individuazione di un interesse del gruppo e non quindi diciamo al solo interesse del distaccante, che qualifica insieme alla temporaneità la liceità del distacco, alla situazione ormai particolarmente diffusa, quindi non è diciamo, un qualcosa che dovrebbe avvenire nel futuro, ma già esiste, dei gruppi di imprese digitali, limitandomi ovviamente al piano nazionale anche per motivi di tempo, perché in questo caso diciamo, si combinano e diciamo, troviamo sicuramente una commistione tra la necessità ancora
più forte di verificare i requisiti di liceità del distacco e quindi un interesse del gruppo in quanto tale, tenuto anche conto che spesso poi, complice la tecnologia e l'avvento quindi della digitalizzazione, qui non abbiamo soltanto un distacco del lavoratore, ma spesso il lavoratore oggetto del distacco è anche un lavoratore agile che lavora da remoto, quindi c'è anche una, non necessariamente una modifica dello spazio di esecuzione e di svolgimento della prestazione. Brevemente, volendo richiamare appunto la Cassazione 8068 del 2016, appunto viene salutata come sentenza particolarmente innovativa perché ciascuna impresa del gruppo, pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, è titolare dell'interesse a concorrere anche mediante il distacco di propri dipendenti alla realizzazione di strutture produttive comuni, strutture produttive e organizzative comuni che si pongano in rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, intesa anche come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione. Questo indirizzo, come dicevo, è stato confermato nel 2024 dalla sentenza 30.646 del 28 novembre, in cui si è appunto ribadito che l'interesse del datore di lavoro che dispone il distacco può validamente coincidere con l'interesse strategico, organizzativo ed economico del gruppo di imprese di cui fa parte. Nel momento in cui si prova poi a calare questo indirizzo giurisprudenziale e anche il riferimento normativo di cui al decreto 276, non ho il tempo ovviamente, ma è noto non agli studenti ma sicuramente a tutti i colleghi che questo approdo, diciamo, della Cassazione arriva poi utilizzando anche in via analogica la disciplina del contratto di rete, che poi è stata inserita successivamente nel corpus del decreto 276. Nel momento in cui poi spostiamo l'indagine all'interno di gruppi di imprese digitali, è chiaro che qui ci troviamo di fronte a una situazione che a mio avviso richiede una maggiore attenzione alla verifica dei requisiti di liceità del distacco, tenendo conto che in genere qui siamo di fronte ad una situazione in cui c'è una capogruppo che controlla o coordina le altre società, c'è un uso intensivo del digitale, piattaforme online, software, iCloud, e-commerce, con una marcata integrazione dei servizi, quindi c'è una società che gestisce la piattaforma, un'altra i dati, un'altra ancora il marketing e i pagamenti. E come dicevo, tenuto anche conto della circostanza invero diciamo che si verifica spesso, che c'è un lavoratore che contemporaneamente viene distaccato ma lavora da remoto. Qui andrebbe appunto fatta chiarezza, precisando che il lavoro agile incide non sulla legittimità del distacco ma su come viene strutturato. Come dicevo prima, nel distacco di tipo tradizionale il luogo di lavoro è spesso la sede del distaccatario, invece nel lavoro agile il luogo può invece essere indifferente o variabile e quindi proprio alla luce della circostanza che il lavoratore opera su piattaforme comuni, riceve input da più società, potrebbe essere più ardua l'operazione volta ad accertare la liceità del distacco in considerazione delle particolari modalità di esercizio del potere direttivo e del maggiore ricorso al lavoro da remoto. Ovviamente non è da escludere anche qui un possibile aggiornamento, adeguamento della normativa sui gruppi di imprese, proprio individuando predisponendo una disciplina invece con riferimento ai gruppi di imprese digitali. Chiudo proprio, credo di essere anche nei tempi, volevo riprendere appunto questa suggestione che è un po' extravagante, diciamo, rispetto al mio intervento, che però mi sembra centrata rispetto ad alcune cose che sono state dette sia nell'introduzione che anche nelle relazioni. Ecco, leggo veramente gli ultimi versi della poesia di Gibran. Per me il diritto di lavoro in questo momento è il fiume, c'è un oceano davanti, il fiume non può tornare indietro, nessuno può tornare indietro è impossibile nell'esistenza. Il fiume deve accettare la sua natura e entrare nell'oceano, solo entrando nell'oceano la paura diminuirà, perché solo allora il fiume saprà che non si tratta di scomparire nell'oceano, ma di diventare oceano. Ecco, per me questa è la suggestione veramente così spontanea che mi è venuta ascoltando le
relazioni e diciamo, in cui ho individuato il nostro diritto del lavoro di fronte alle innumerevoli sfide che ha davanti, non da oggi, diciamo. Quindi grazie dell'attenzione, do la parola. Grazie Rosa di questo bel intervento. Allora do la parola a Linda Lorea. Buonasera a tutti, grazie Presidente, mi unisco anch'io ai ringraziamenti al Comitato Scientifico, al Comitato Organizzatore, ma in modo particolare al Professore Balletti, al Professore Santoni, alla Professoressa Foglia, al Professore Santucci, per questo invito. Un invito che mi ha consentito di ritornare su un argomento che tratto e ho trattato in diverse sedi, vale a dire la governance nell'ambito dei gruppi di imprese, o meglio l'eterodirezione. L'eterodirezione perché è un argomento che è ancora molto fortemente dibattuto, dove abbiamo, e io qui ho una certa difficoltà, devo dire la verità, a vedere un orientamento consolidato, soprattutto in giurisprudenza. Perché è vero che, come il professore Albino ha citato nella sua relazione, abbiamo una forte giurisprudenza che tende, insomma, a considerare complessivamente il gruppo come centro di imputazione dei rapporti giuridici, ma è anche vero che c'è altra giurisprudenza, anche recente, 2019, 22, 23, che invece fa una considerazione diversa del rapporto infragruppo, valorizzando diversi collegamenti, non soltanto forti, come spesso viene considerato, quindi di utilizzazione confusa della prestazione, ma congiuntamente anche all'espletamento dell'attività appunto di eterodirezione da parte della capogruppo. Perché tornare su questo profilo oggi? Perché è stato trattato in diverse recenti direttive europee. La professoressa Filì ha citato la direttiva Due Diligence con tutta la sua evoluzione, ma anche la direttiva del 2025 sui CAE, di riforma della direttiva del 2009, anche la direttiva Insolvency, che poi è stata recepita mediante la modifica del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e in diversi interventi normativi nazionali che sembrano dare invece, e io dico sembrano dare, una risposta importante anche ai giuslavoristi, perché considerare l'eterodirezione significa appunto entrare nel tema della codatorialità tecnica o multidatorialità nei gruppi di imprese. Vado direttamente all'impianto normativo perché la giurisprudenza e la dottrina ancora oggi, dopo oltre 20 anni di regolamentazione sull'eterodirezione, anche nell'ordinamento italiano, perché l'attività di direzione e coordinamento nel nostro ordinamento è stata regolamentata con la riforma del diritto societario del 2003, con regole precise che nel 2003, contenute, scusate, negli articoli 2497 e seguenti, che nel 2003 hanno avuto una dubbia interpretazione, diversa interpretazione, ma che sono state poi confermate nel tempo. Che cosa dicono le direttive sulla due diligence e quella sul CAE rapidamente per quanto riguarda il modello di governance? Allora, la direttiva sulla due diligence, che parla sì degli obblighi relativi ai doveri di diligenza del datore di lavoro e quindi delle singole imprese, estende, diciamo, una cooperazione anche alla società capofila. La società capofila che appunto deve incentivare il rispetto di questi obblighi mediante l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. Un profilo importante quindi che viene precisato nella direttiva che questo rapporto tra capofila e singola
consociata è un rapporto individuale che si instaura tra capofila e filiazione, mediante appunto l'attività di direzione e coordinamento. Poi ancora viene ribadita appunto l'autonomia giuridica e patrimoniale delle imprese, le quali sono responsabili nei confronti appunto del contesto interno, dei partner, eccetera, eccetera, ma si ravvisa anche la necessità di cooperare. La cooperazione che deve avvenire in che modo? Tra capogruppo e capofila, mediante proprio l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ma una cooperazione che deve avvenire non soltanto tra la capofila e l'affiliazione, ma anche di tutte le società soggette all'eterodirezione, dove qui si evidenzia che queste società non sono necessariamente inquadrate nell'intero gruppo, ma possono essere anche altre 2 società o anche un'altra soltanto. Quindi che cosa dice sostanzialmente? Che il rapporto di direzione e coordinamento si può instaurare anche soltanto con una società oppure più imprese, non necessariamente con l'intero gruppo. E quindi ecco, si discosta, siamo in ambito europeo e quindi diciamo non possiamo ancora sapere come verrà attuato questo impianto, comunque come verrà integrata la disciplina dell'eterodirezione in Italia. La direttiva 2025 sui CAE, anche qua, conferma grosso modo il modello di governance della direttiva del 2009 e anche quella del 94, ma sottolinea alcuni aspetti fondamentali in maniera più marcata, ovvero che l'operazione ordinaria o straordinaria transnazionale può riguardare anche soltanto 2 imprese del gruppo, non necessariamente tutto il gruppo, come è successo col caso GKN di Firenze del 2021, che la direzione centrale che si riunisce con il CAE, qualora raggiunga un accordo, deve rapportarsi cooperando con le direzioni a livello decentrato, in grado appunto di prendere le proprie decisioni, e quindi si rafforza anche in qualche modo l'autonomia giuridica delle singole, viene sottolineata l'autonomia giuridica delle singole imprese. Per quale motivo? Perché non devono essere compromessi i diritti di informazione e consultazione, che non vengono preclusi e che devono essere osservati sia a livello di gruppo transnazionale sia a livello nazionale, una forma di integrazione che è basata sostanzialmente su uno scambio di informazione dal livello centrale a livello periferico e anche su una responsabilità della direzione centrale per mancata informazione o comunque tempestività nell'affrontare l'evento straordinario. In ambito nazionale ci sono indicazioni anche in tal senso sul piano normativo. In che senso? Che sembrano valorizzare l'autonomia giuridica delle singole imprese, che sembrano valorizzare il fatto che l'attività di direzione e coordinamento, quindi l'eterodirezione, possa riguardare anche soltanto alcune imprese del gruppo e non tutto il gruppo. Mi riferisco alle norme di cui all'articolo 2497 seguenti, che sono quelle che dettano appunto la disciplina sulla eterodirezione. Qui si evince chiaramente, leggo la disposizione di cui all'articolo 2497, che l'attività di direzione e coordinamento non fa riferimento ad un'unica impresa e quindi alla direzione di un'unica impresa, ma si richiamano, per quanto riguarda gli effetti della direzione e coordinamento, le altre società che vi sono soggette o comunque le società soggette, consentendo di dedurre appunto quello che dicevo poc'anzi, che l'attività gestoria può riguardare anche soltanto una o alcune di esse e non l'intero gruppo. Poi si sottolinea comunque che nel gruppo di imprese
la giurisprudenza che tende a fare una configurazione unitaria dell'intera organizzazione di gruppo basandosi sostanzialmente sul raggiungimento di un interesse di gruppo, l'interesse di gruppo non compare nella norma. Le norme di cui è l'articolo 2497 non fanno riferimento a un interesse di gruppo come un interesse appunto simile a quello della rete di imprese concordate che tutte le imprese del gruppo devono appunto raggiungere mediante una strategia di gruppo. No, fa riferimento in maniera espressa, e anche qua cito la legge, la disposizione, scusate, a interessi propri o altrui della capogruppo. Quindi, che cosa dice? Che l'attività di direzione e coordinamento può attivarsi nei confronti anche di una o due società del gruppo, non necessariamente dell'intero gruppo, per soddisfare anche interessi propri o altrui della capogruppo, che sono interessi ulteriori rispetto a quelli della singola impresa, ma che la singola impresa comunque è tenuta ad accettare, perché è responsabile essa, tramite i propri amministratori, di ciò che succede ai soci e ai creditori della singola società. Queste decisioni della capogruppo, e questo insomma è scritto nelle norme di cui l'articolo 2497, devono essere appunto motivate, devono essere trasparenti e devono essere accolte dagli amministratori della singola consociata, che può anche non aderire alla strategia se ci sono appunto degli effetti negativi non debitamente compensati. Poche parole. C'erano tanti dubbi su queste regole, su queste norme della disciplina dell'attività di direzione e coordinamento del 2003, che però non sono state modificate, anzi sono state accolte già dal codice della crisi d'impresa nella formulazione del 2019, che ha fatto espresso riferimento a questi principi di governance e anzi ne ha preso in considerazione per determinare una gestione fisiologica delle sole imprese in crisi o insolventi con piani unitari di crisi o liquidazione, ma anche piani separati, e soprattutto la responsabilità per danni di tutti coloro, amministratori e anche soggetti estranei, che ne contribuiscono. Norme confermate, e sto concludendo, anche dal correttivo ter del 2024, quindi che pone la chiara distinzione tra il livello di gruppo, il livello di singole imprese e la responsabilità per buona e cattiva gestione. Che cosa voglio dire? Quindi non mi attengo alla giurisprudenza o comunque alla dottrina per... Credo che, insomma, le indicazioni, ho concluso veramente, le indicazioni normative sono verso una prospettiva che non è quella della considerazione unitaria del gruppo come centro di imputazione, ma di considerare nell'ambito del gruppo i diversi centri decisionali. Grazie. Sì. Bene, grazie Laurea per il suo intervento. Sforato, la perdoniamo per stasera. Allora, io adesso mi devo scusare con voi perché sono costretto ad allontanarmi, perché devo andare a quell'evento al quale faceva prima riferimento Bellavista, che ha motivato il non essere venuto perché deve partecipare a quell'evento. Io partecipo a quell'evento, ma sono venuto giusto per capire un po' la differenza. Per cui sono costretto ad allontanarmi e chiedo gentilmente ad Emilio di sostituirmi nella presidenza. Ti ho preparato il foglietto, quindi la squadra è Putaturo, Quadri, Troisi, e poi c'è il secondo giro. Putaturo sta scalpitando per intervenire. Siamo calmi, sì, aspetta. Ti chiedo scusa, devo allontanarmi, ma sono costretto a farlo. Mimmo, la differenza tra me e te è che io sono siciliano e quindi devo essere qui molto prima di te. Ci vediamo stanotte. Ciao. Vabbè, non è che, scusa, è che ti ha autorizzato a intervenire, non ho capito. Ma questo è un discolo, bella, visto? Allora, la parola a Federico Putaturo.
Vado. Mi sentite, giusto? Si sente? Perfetto. Anche io mi associo ai ringraziamenti che sono stati portati a Emilio Balletti e a Laura Foglia, che non vedo. Un grande lavoro sino ad oggi svolto. No, non ci riesco, no, sì. Mettilo qua. A posto. Sentite, giusto? La valletta del Vabbè, diciamo che tra Linda e me, voglio dire, un attimo di sorriso lo riusciamo a regalare, nel senso che riusciamo a concludere. Dicevo, il tempo è veramente molto stretto. Mi limito, assolutamente, c'ho anche le sollecitazioni di Emilio, quindi l'ansia ancor più è crescente. Mi complimento con Valeria, anche con Ilaria, per diciamo, le relazioni che avete tenuto, molto affascinanti. Io invece in maniera un po' più rudimentale entro in partita giocando su una lettura dell'articolo 29,2, che è un tema che a me ha sempre affascinato, soprattutto per il riverbero che ha sul piano professionale. In tutto 3 rilievi, 3 tipi di considerazioni. La prima, che involge il contenuto del vincolo obbligatorio. Noi tutti sappiamo che ai sensi dell'articolo 29,2 la solidarietà sussiste solo ed esclusivamente per i crediti di lavoro che siano maturati in pendenza dell'appalto. Ma è lecito chiedersi che cosa rientri all'interno della nozione crediti di lavoro. Guardate che sul punto la Cassazione è stata in un certo qual modo piuttosto netta, nella misura in cui ha ritenuto che l'inciso, la locuzione trattamenti retributivi debba essere interpretata in maniera estremamente rigorosa. Si sente? Vabbè, diciamo che conferisco così, mo diciamo incriccamente. Dicevo che la Cassazione interviene e licenzia un'interpretazione che è estremamente rigorosa dell'inciso della locuzione trattamenti retributivi, nel senso di avere riguardo solo ed esclusivamente a quegli emolumenti che sono elargiti al datore di lavoro e ai propri dipendenti e che abbiano una natura strettamente retributiva. Benissimo. Che cosa fuoriesce dal cono d'ombra dell'articolo 29,2? A titolo esemplificativo ci sono anche molti dei ragazzi. Di solito si fa fuoriuscire, penso al buono pasto, salvo che non vi sia un accordo collettivo, eventualmente sottoscritto in sede aziendale, che riconosca al buono pasto una componente di retribuzione. Ancora penso all'indennità di trasferta, ma ancor più penso alla indennità sostitutiva del preavviso. Dico questo perché la Cassazione nel 2025 con un cambio di passo ha ritenuto, enfatizzando la natura prettamente risarcitoria dell'istituto, di pretermetterla dal vincolo di solidarietà licenziato dalla norma. Ma richiamo soprattutto la vostra attenzione su un tema che a me è molto caro, che è quello dell'indennità sostitutiva delle ferie, su cui avrei voluto scrivere un articolo, anche un lavoro più complesso. Perché dico questo? Perché anche l'indennità sostitutiva delle ferie viene tenuta fuori dal cono d'ombra del 29, del secondo comma dell'articolo 29. Sul punto la Cassazione è consolidata, granitica, richiamo da ultimo Cassazione 1450 del 2025. Guardate che il passaggio motivazionale che fonda il convincimento della Suprema Corte è molto netto. L'indennità sostitutiva delle ferie ha natura mista, tenuto conto del carattere prettamente risarcitorio che riveste da un lato, dal momento in cui è preordinata a ristorare il danno conseguente alla perdita di un bene che riposo che avrebbe dovuto essere utilizzato per ristorare le energie psicofisiche, e dall'altro lato invece costituisce una erogazione di natura retributiva in quanto connessa strettamente al sinallagma contrattuale che è proprio del rapporto di lavoro subordinato, e dall'altro lato invece rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa che viene evasa dal lavoratore durante un periodo che invece avrebbe dovuto essere destinato alla fruizione delle ferie. Vi trasferisco un mio pensiero al riguardo. Questa lettura, a ben vedere, alimenta un cortocircuito sul piano ermeneutico. Perché? Passiamo la palla altrove, l'altro campo. Prendiamo in considerazione quella che è l'elaborazione giurisprudenziale che ha interessato
ad esempio la disciplina del fondo di garanzia, in modo particolare l'articolo 2,1 del decreto legislativo 80 del 92. Noi sappiamo tutti, i ragazzi qui presenti probabilmente non lo sanno, che questa è una norma che possa a presidio anche in questo caso dei crediti del lavoratore, che siano maturati diciamo nei mesi prossimi all'insorgenza dello stato di insolvenza. Guardate che tra questi crediti di lavoro rientra anche l'indennità sostitutiva delle ferie. E come tale è ritenuta indennizzabile nella misura in cui la stessa è assunta quale componente dell'obbligazione del fondo di garanzia per la parte maturata nel trimestre di riferimento. Io quando ho letto sotto questo profilo le argomentazioni della Corte non ci avevo capito niente. Poi lo sono andata a rileggere e c'è un inciso che rende molto chiaro il passaggio del collegio, cioè sono indennizzabili i ratei di ferie non goduti inerenti agli ultimi 3 mesi. Qual è il precedente, il leading case? È rappresentato dalla Cassazione 24.980 del 2019. Guardate che questa pronuncia fonda il suo convincimento su un passaggio che a mio avviso è dirimente, cioè la funzione di tutela del lavoratore cui è preordinata la norma, che deve essere tale da portare a valorizzare la natura prettamente retributiva dell'indennità per quanto si riconosce la stessa abbia anche una finalità assicurativa, risarcitoria. Ma mi chiedo, sul piano interpretativo e anche per quanti di noi svolgono attività professionale, non potrebbe dirsi che ciò vale o potrebbe valere anche per il regime della solidarietà, ex articolo 26,2 del 276? Non fosse altro che in questo caso si tratta sempre di una norma che è volutamente pensata dal legislatore per spiegare delle tutele in favore del lavoratore. Vengo al secondo rilievo, sono velocissimo, il termine biennale. Noi tutti sappiamo, la legge non ce lo dice, è un termine di decadenza, peraltro può essere impedito, ce lo ricorda la Cassazione nel 2021, con un atto stragiudiziale o in mancanza dell'atto stragiudiziale con il deposito del ricorso a nulla rilevante che il ricorso venga notificato. Questo termine di 2 anni e quindi con esso il termine di decadenza è ritenuto inapplicabile dalla Cassazione all'azione di recupero dei crediti previdenziali o dei premi assicurativi che dovesse essere spiegata dall'INPS o rispettivamente dall'INAIL. Non lo dico io, ma lo dice la Cassazione con una sentenza che è stata licenziata nel 2019 che poi ha reso ragione di un diritto vivente che si è venuto a costituire e che in un certo qual modo è centrata sull'idea del riconoscimento e della enfatizzazione della natura pubblicistica del credito contributivo. Conseguenza corollario diretto è che l'azione di recupero del credito contributivo è soggetta solo esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale. Guardate che si tratta di un principio di diritto che viene sviluppato all'interno di una serie di argomentazioni estremamente complesse sulle quali domani diciamo sicuramente sarà merito di Lorenzo Dentici ritornarci, che fanno tendenzialmente leva, minimo con un denominatore rappresentato, dall'idea della differenziazione, della separazione del rapporto di lavoro al rapporto giuridico previdenziale, per quanto tra di loro connessi. Vi dico che io, diciamo, rispetto a questa prospettazione sono tendenzialmente contrario. Non lo dico ora, ma l'ho già scritto a suo tempo, perché quando uscì questa sentenza non trovò il mio consenso. Io mi sono adoperato moltissimo per cercare di rinvenire all'interno della giurisprudenza di merito un precedente, l'ho trovato, ve lo segnalo, Tribunale di Brescia della sezione lavoro del 18 febbraio del 2020, non ridete, Estensore Pipponzi. Dice l'esatto opposto contrario di quanto afferma la Cassazione e lo fa in maniera anche piuttosto compiuta. Vorrei soffermarmi ulteriormente, temo Emilio, concludo però con un'ultima battuta, perché io non mi trovo perfettamente, non sono perfettamente allineato a quanto anticipato prima dalla collega Greco. Vale a dire, nell'ipotesi, e questo tocca sempre, sia pure indirettamente, l'articolo 29,2 del 276, nel momento e nella misura in cui noi abbiamo un licenziamento intimato da un datore di lavoro formale in una situazione di codatorialità accertata, d'accordo? Io mi sono sempre posto
la domanda legittima, perché svolgo anche attività professionale, se quella accertata o l'accertata in sede giudiziale, quando tu vai a prospettare la domanda attoria, ti deve porre tutta una serie di problemi. Lo devi fare ancora prima, in una fase preliminare di studio, purtroppo nell'arco temporale di 60 giorni che sono imposti al regime decadenziale dell'articolo 6. Mo, scusami, il tema è questo. Io mi sono sempre posto il interrogativo: devo impugnare solo e esclusivamente nei confronti del datore di lavoro formale oppure anche negli altri ipotizzati potenziali datori di lavoro codatori? Alla domanda, guardate, io tendenzialmente davo una risposta in termini prudenziali: sì, fallo, perché per noi c'è, scusami, un profilo. Il problema quando non l'hai fatto. Allora, quando non l'hai fatto scattava dentro di me la molla, nel senso di ripercorrere quella che era stata l'operazione giurisprudenziale in punto di qualificazione della fattispecie di codatorialità. Qui c'è un passaggio che oggi non è stato rimarcato, se non da Ilario, cioè che fattispecie centro di imputazione di interessi è una cosa, fattispecie codatorialità è un'altra. La prima fattispecie possono in capo al lavoratore degli oneri di allegazione e prova che sono gravosissimi, cioè è veramente molto complesso strutturarlo. La seconda fattispecie si spiega sempre in via subordinata e stato gravante, si dice: auguriamoci che sia configurabile una fattispecie di codatorialità. Perché dico questo? Perché la Cassazione ha collegato al riconoscimento della fattispecie di codatorialità solo e esclusivamente l'applicazione del termine di, scusami, solo e esclusivamente l'applicazione del regime di solidarietà di cui l'articolo 29,2, che chiama in causa solo un termine che è quello di decadenza, e quindi ci si poteva un po', diciamo, venire fuori. Il problema invece oggi, scusami, e chiudo, è risolto in senso affermativo: si deve necessariamente impugnare, perché la Cassazione, con la sentenza che tu hai richiamato, che è la 336 del 2026, del gennaio 2026, ci dice che purtroppo ai fini dell'applicazione della disciplina in punto di tutela contro il licenziamento, quindi della disciplina del regime reale di tutela stabilito dall'articolo 18, tu devi tenere necessariamente conto di tutto quanto il personale occupato dalle società, tra virgolette, rientranti all'interno dell'area della codatorialità. È tanta roba, perché ritorni a fare un passo indietro e allinearti rispetto al centro unitario di imputazione di interessi, dove ti dico io c'è giurisprudenza consolidata che richiede la necessaria impugnazione del licenziamento nei confronti di tutti quanti gli attori del centro di imputazione. Mi fermo. Meno male. Cerchiamo di rispettare i tempi, perché altrimenti saranno delle persone che non potranno parlare, tra l'altro sono i colleghi più giovani, mi dispiacerebbe. Allora, la parola a Giulio Quadri. Grazie. Ecco qua, si sente, sì. Allora, considerati i tempi, mi limito veramente al ringraziamento essenziale e sentito al professore Emilio Balletti e alla professoressa Laura Foglia per aver organizzato, per averci invitato, per l'ospitalità e soprattutto per averci dato l'occasione di riflettere in questa giornata, sicuramente anche domani, su queste tematiche, che sono tematiche centrali ovviamente del dibattito giuslavoristico. Ecco, il mio intervento riguarderà la materia degli appalti. Molte cose sono state dette, tra l'altro dall'ottima relazione del professore Alvino, dagli interventi che mi hanno preceduto, quindi potrò limitarmi a qualche considerazione sparsa, senza particolari, diciamo, problemi di completezza. Ecco, l'appalto tra gli strumenti del decentramento produttivo è sicuramente lo strumento più antico, è il più diffuso, è lo strumento che però pone anche i maggiori problemi sul piano sociale, perché è proprio attraverso il contratto di appalto che si realizzano probabilmente i maggiori, diciamo, pregiudizi per la posizione dei prestatori di lavoro. Quindi probabilmente questo è il motivo anche della forte tensione regolativa che c'è stata sul contratto di appalto, dimostrata
dagli interventi legislativi che si sono susseguiti sull'articolo 29, dagli interventi giurisprudenziali di cui molti sono stati ricordati. Insomma, il contratto di appalto ha una disciplina che è una disciplina, diciamo, complessa sul piano interpretativo e bisogna partire probabilmente, come ha segnalato bene il professore Proi all'inizio, dalle linee di politica del diritto. Ecco, le linee di politica del diritto in materia di decentramento produttivo di appalto sicuramente non possono spingere verso interventi repressivi del fenomeno. Abbiamo sentito nell'intervento del professore Bellavista il divieto sulla lavorazione delle carni in altri contesti, in altri ordinamenti. Ecco, quello è una linea di intervento che personalmente non mi sento di condividere. Chiaramente non bisogna spostarsi nell'eccesso opposto del troppo lassismo e della troppa deresponsabilizzazione, ma la linea dell'intervento legislativo probabilmente deve essere quello di individuare le tecniche di tutela per cercare di, non dico di eliminare, ma quantomeno di attenuare i rischi di pregiudizio per i lavoratori, per evitare che in qualche modo l'appalto venga utilizzato solo ed esclusivamente per l'abbattimento del costo del lavoro, cosa che effettivamente probabilmente è all'interno della realtà sociale. Ecco, venendo allora a qualche considerazione breve, vorrei parlare principalmente delle tecniche di tutela. Sulla responsabilità solidale è stato detto tanto e condivido tra l'altro la considerazione del professore, del presidente Garofalo, sul fatto che è una tecnica effettiva e che è una tecnica importante che ha conseguenze rilevanti per il committente. E anzi, proprio per questo voglio dedicare 2 battute al problema dell'ambito di applicazione dell'articolo 29,2, perché si applica a tutti i contratti di appalto di opere e di servizi. L'unica limitazione è contenuta nel comma 3 ter, dove si escludono le ipotesi in cui il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o attività professionale. Ma abbiamo sentito anche gli interventi della giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza della Cassazione sull'estensione dell'ambito di applicazione della responsabilità solidale alle ipotesi di subfornitura, per esempio, o a quelle altre forme contrattuali atipiche come l'affidamento del reparto. Ebbene, la domanda che mi faccio e che mi pongo è: ma questo ambito di applicazione così generale, così ampio, è un ambito di applicazione effettivamente ragionevole, effettivamente soddisfacente? Ecco, personalmente, fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo del 2003, 276, questa ampiezza non mi ha mai convinto. Non mi ha mai convinto perché la responsabilità solidale si applica anche quando l'appalto è totalmente estraneo rispetto all'attività economica del committente, anche quando manca qualunque collegamento tra qualunque relazione economica, qualunque situazione di dipendenza tra committente e appaltatore, anche quando manca qualunque situazione di integrazione del lavoratore all'interno della struttura produttiva del committente. Cioè, la mia domanda è quello che non mi convince personalmente: ma perché se io sono un imprenditore, sono un professionista e stipulo un contratto di appalto di opere, per esempio per ristrutturare il locale che è la sede della mia attività, devo rispondere illimitatamente dei crediti che spettano perché se io sono imprenditore o sono appunto professionista, questa responsabilità c'è anche se si tratta di appalto d'opera. Ebbene, ci si espone, diciamo, il committente a una responsabilità che è ampia e priva probabilmente di possibilità di controllo da parte del committente, perché magari il committente potrebbe non avere gli strumenti per verificare le modalità organizzative della prestazione, potrebbe non avere gli strumenti per il potere contrattuale per andare a verificare quelli che sono i trattamenti. Insomma, è una responsabilità solidale che finisce per essere un po' di incerta entità e per alcuni casi, a mio avviso, potrebbe non essere giustificata. D'altronde non esistono dei meccanismi di esonero della responsabilità per il caso in cui il committente faccia tutte le verifiche. Indipendentemente dalle verifiche, la responsabilità solidale c'è. Ecco, è chiaro, il 29,2 è una responsabilità, prevede una responsabilità solidale con una norma ampia, con una norma generale, e questo chiaramente è una tutela forte perché esclude ogni contestazione sull'ambito di applicazione della norma, si applica a tutti e questo forse è la forza anche di ciò che la rende effettiva. Però mi chiedo, se ci si dovesse rimettere mano per un motivo o per altro, se non potrebbe essere più opportuno andare invece a delimitare
un po' quello che è l'ambito per evitare, diciamo, conseguenze per così dire irragionevoli, e quindi magari ritornare a qualche concetto del tipo dell'appalto interno, oppure ancora a situazioni di dipendenza economica, ovvero ancora a situazioni di integrazione del lavoratore all'interno dell'organizzazione produttiva del committente. Questo perché anche esiste una tendenza espansiva della giurisprudenza, cioè l'estendono anche ad altre forme contrattuali. Allora, come giustamente è stato detto da qualcuno, devo cercare di individuare il bene, i presupposti per creare questa estensione dell'applicazione. Non è che lo possa applicare a qualunque contratto. Vengo a dire due battute sul discorso dei trattamenti. È stato richiamato l'articolo 29, comma 1 bis sul minimo di trattamento economico, che è una norma importante, una norma tra l'altro che risponde ai principi dell'articolo 36 della Costituzione. È una norma che si pone in linea con la legge delega, che è anche stata richiamata, la 144 del 2025, salari minimi, che infatti in qualche modo contiene anche una disposizione in materia di appalto. Le norme ovviamente non sono uguali, non sono sovrapponibili del tutto, sono diverse nella formulazione, non possiamo qua scendere nel dettaglio di quelle che sono le differenze. È interessante notare come si pongano sulla stessa, diciamo, linea in qualche modo, cioè di intervento e di previsioni di trattamenti minimi inderogabili, ancorandoli alla contrattazione collettiva. Ebbene, ciò su cui invece vorrei riflettere è il collegamento di questa norma con l'altra garanzia della responsabilità solidale, del comma 2, cioè che cosa determina l'introduzione del comma 1 bis con riferimento alla responsabilità solidale del comma 2. Ebbene, la conseguenza è sicuramente quello dell'aggravamento della responsabilità del committente. Un aggravamento chiaramente che diciamo ci può stare in alcune situazioni in cui magari c'è un collegamento, c'è una situazione di integrazione, c'è un rapporto contrattuale stabile tra i due soggetti, ci può può non essere del tutto ragionevole e giustificato per quelle ipotesi in cui invece, a mio avviso, probabilmente non sarebbe giustificata nemmeno la responsabilità solidale. Quindi chiaramente l'aggravamento in qualche modo è un qualcosa su cui bisogna effettivamente riflettere. È stato interessante l'osservazione del professore Alvino sulla possibilità di estendere questa norma del comma 1 bis al pari della responsabilità, al pari diciamo, della responsabilità solidale. Probabilmente sono due diciamo, norme diverse, hanno due ratio diverse, quindi bisognerebbe andare effettivamente a verificare l'applicabilità dello strumento. Cosa manca nel comma 1 bis è la parità di trattamento, ovviamente, cioè la possibilità di confrontare il trattamento col trattamento del committente. Anche questo ne abbiamo bisogno, non ne abbiamo bisogno, soltanto una cosa, a mio avviso, se diciamo ben delineata con riferimento ai presupposti, quindi magari con riferimento a situazioni di integrazione del lavoratore, con riferimento a rapporti contrattuali stabili tra imprese, anche la parità di trattamento potrebbe essere utile per integrare le tutele che spettano al lavoratore. Grazie e mi scuso se ho sforato. Lo passo vicino. Allora, molto rapidamente, insomma, sì, con i tempi purtroppo non ci siamo. Se c'è qualcuno, le persone che deve intervenire, almeno un paio di persone che magari possono spostare il loro intervento a domani in modo da poter avere poi anche un po' più di tempo per poterlo svolgere. La dottoressa Lucia Lucia che va via, che infatti si sta agitando, quindi lo sappiamo, lo sappiamo. Poi ne approfitto anche per dirvi un'altra cosa. Noi vorremmo pubblicare gli atti del convegno. Abbiamo dei termini però molto stringenti perché abbiamo l'esigenza di chiudere la pubblicazione con una certa rapidità perché ci scadono i fondi. Come, ecco, gli amici palermitani annuiscono perché lo sanno e quindi così. Quindi ci farebbe piacere appunto se riuscisse a farci avere i vostri contributi, sia anzitutto i relatori ma anche gli interventori, come termine intorno alla metà di febbraio possibilmente. E lo so. Ma però magari interventi anche abbastanza contenuti, poi vi diremo anche il numero di battute, ora si fa così in modo che riusciamo a fare tutto. Allora, se un paio di persone sono disponibili allo spostamento per domani mattina, la dottoressa De Petris e il dottor Paolo Bernardo, che domani avranno 2 minuti in più per parlare. Va bene? Grazie. Do la parola alla professoressa Troisi per
8 minuti. Sì, sono le 6:05, alle 6:30 dobbiamo andare via, sono altri 30. Va bene, grazie. Cercherò di stare negli 8. Ringrazio anch'io molto Emilio Balletti e Laura Foglia per l'invito a questo denso e prestigioso convegno e più in generale tutti i colleghi che hanno voluto coinvolgermi nelle attività del PRIN. E vi propongo qualche sintetica riflessione sul potere di controllo del datore di lavoro nell'impresa integrata, sotto forma di gruppi, reti, ma soprattutto di catene globali di valore, in quanto tale potere costituisce un emblematico banco di prova, un vero e proprio stress test della tenuta dell'ordinamento giuslavoristico nell'epoca attuale. Anticipo subito le conclusioni, nel senso che esso rivela tutti i limiti e per molti versi l'inadeguatezza del diritto del lavoro tradizionale di matrice nazionale, il che rappresenta la manifestazione ordinamentale settoriale di quella che in ambito costituzionalistico è evidenziata come crisi della sovranità dei singoli stati e l'efficacia invece la necessità ormai del livello regolativo sovranazionale, quantomeno di area macro-regionale, qual è appunto l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea. Ciò in quanto la vigente disciplina restrittiva del potere datoriale di controllo, sia esso fisico-tecnologico, anche nelle realtà imprenditoriali integrate, è di diritto sostanzialmente interno. In Italia, in specie il titolo primo dello Statuto dei lavoratori, a fronte della natura quasi sempre multinazionale dei relativi cicli economico-produttivi. E una componente importante del potere di controllo del datore di lavoro negli assetti produttivi transnazionali consiste poi nel potere di trattamento e quindi di circolazione dei dati personali dei lavoratori delle varie imprese, con la conseguente dimensione transfrontaliera dei relativi flussi e scambi informativi. Il potere dei dati è stato sottolineato anche dal PIA e dal professore Proia all'inizio del pomeriggio di oggi, e in questo sovviene appunto il ruolo regolativo del livello unionale per la centralità del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dati, il GDPR del 2016, riconosciuta pure dalla direttiva dell'Unione del 2024 sulla due diligence, sicuramente significativa per l'impresa integrata, come abbiamo visto. E in particolare viene in rilievo la delicata disciplina del GDPR limitativa dei trattamenti trasfrontalieri dei dati, sia di quelli effettuati all'interno dell'Unione nell'ambito delle attività di stabilimenti in più Stati membri, sia soprattutto quelli al di fuori dell'Unione, cioè il trasferimento dei dati personali all'estero verso paesi terzi, extra UE, nonché organizzazioni internazionali, compresi i trasferimenti successivi di dati da un paese terzo verso un altro paese terzo, che è oggetto appunto di un'apposita regolamentazione nel capo quinto del GDPR. La questione è tenuta ben presente dal GDPR anche con specifico riferimento al trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro nell'articolo 88, che di fatti stabilisce che le norme nazionali in materia debbano includere misure appropriate di salvaguardia, in particolare con riguardo tra gli altri proprio al trasferimento di dati personali dei lavoratori nell'ambito di un gruppo di imprenditoriali o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune. Il GDPR in primo luogo consente il trasferimento dei dati personali verso un paese terzo che avvenga sulla base di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea mediante un atto di esecuzione che prevede un meccanismo di riesame periodico almeno quadriennale e identifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale, con cui la Commissione decide che il paese terzo o un territorio o uno o più settori specifici all'interno di questo garantiscono un livello di protezione adeguato dopo averne valutato lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale, la sua attuazione, la giurisprudenza e gli impegni internazionali assunti anche mediante partecipazione a sistemi multilaterali o regionali. In mancanza di questa decisione di adeguatezza della Commissione europea, il titolare o il responsabile del trattamento stabiliti in uno Stato membro dell'Unione possono trasferire i dati personali verso un paese terzo solo se forniscono una delle garanzie adeguate indicate dal medesimo GDPR, tra cui nel nostro caso rilevano o le norme vincolanti d'impresa, recanti cioè le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate al titolare del trattamento al complesso dei trasferimenti di dati in uno o più paesi terzi nell'ambito appunto del gruppo imprenditoriale o di imprese che svolge un'attività economica comune e che devono essere approvate dall'autorità garante di controllo competente e devono specificare una serie di elementi, a cominciare proprio
dalla struttura del gruppo di imprese che svolgono l'attività economica comune di ciascuno dei suoi membri, oppure le clausole contrattuali tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione europea o da un'autorità di controlli approvate dalla Commissione, oppure ancora un codice di condotta approvato o un meccanismo di certificazione della protezione dei dati, unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare o responsabile del trattamento del paese terzo ad applicare le garanzie adeguate anche per i diritti degli interessati. E altre garanzie adeguate che però bisognano di autorizzazione dell'autorità di controllo sono le clausole contrattuali tra il titolare o responsabile del trattamento e il destinatario dei dati personali del paese terzo e le disposizioni inserite in accordi amministrativi tra autorità o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi azionabili per gli interessati. Ciò posto, è pur vero che anche in mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il GDPR prevede la deroga al conseguente divieto di trasferimento transnazionale dei dati extra UE in specifiche situazioni tassativamente elencate, molte delle quali potenzialmente riguardanti i rapporti lavorativi. Ammette cioè il trasferimento di dati verso il paese terzo quando il trasferimento è necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, ovvero di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato e altresì per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Questa disciplina del GDPR va poi collegata al regolamento sui dati dell'Unione, il Data Act del 2023, che per i dati personali riferiti a una persona fisica identificata o identificabile fa salvo il GDPR, il quale prevale in caso di conflitto anche con lo stesso Data Act, ma in aggiunta per i dati non personali, cioè diversi dai dati personali, tra cui quindi i dati societari, detta una disciplina apposita per l'accesso governativo e il trasferimento internazionali. Concludo segnalando la possibile prospettiva futura di revisione nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione del suddetto quadro legislativo digitale dell'Unione. Tra i 10 pacchetti omnibus, vale a dire proposte di semplificazione della Commissione europea del 2025, oltre al più noto ai giuslavoristi Omnibus primo, di cui ha parlato Valeria Filì, di febbraio 2025, volto appunto a modificare le direttive sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e sulla due diligence, è di novembre 2025 la presentazione del Digital Package, il pacchetto digitale comprendente il pacchetto Omnibus settimo con 2 proposte di regolamento. La proposta Digital Omnibus, che intende consolidare tutte le norme sui dati in 2 sole leggi, riformandole, cioè il GDPR che rimane centrale, il Data Act, e la proposta Digital Omnibus on AI, cioè semplificativa del regolamento dell'Unione sull'intelligenza artificiale. Poi a questa si aggiunge una proposta di regolamento per i portafogli aziendali europei, i business wallet, per identificare, autenticare e scambiare dati in modo sicuro e facile per agevolare le operazioni commerciali, nonché una comunicazione della Commissione sulla strategia per l'unione dei dati. Gli sviluppi di tali novità ordinamentali eurozonali andranno attentamente seguiti e monitorati, poiché certamente di interesse per il settore di cui oggi ci siamo occupati. Grazie. Grazie alla professoressa Troisi anche per i tempi. Mi dispiace di avere questo ruolo, ma per cercare di far parlare. Allora, se vi avvicinate, dottoressa De Lucia, professoressa Giovannone e il dottor Federico Micheli. Noi per le 6:30 dobbiamo uscire. Sono le 18:10. Come ce li dividiamo questi idee? Lo so, ma per carità, per carità. Mi dispiace comprimervi. Allora, professoressa Giovanni, forza. 7. Microfono. Come funziona? Ok, spero si senta. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Un sentito preliminare ringraziamento al professor Balletti e alla professoressa Foglia per l'invito, che mi onora particolarmente, oltre che per
la accurata ospitalità in quel di Capua. Come anticipato, io domani dovrò andare via perché dovrò essere a Roma 3 per una conferenza, per cui mi scuso sin da ora anche per i relatori e le relatrici che non potrò ascoltare domani. La mia riflessione è una riflessione breve che si vuole intrattenere su taluni profili di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel contesto delle organizzazioni complesse, avendo a mente chiaramente che si tratta di una definizione normativa a geometrie variabili, come è emerso efficacemente dalle relazioni del professor Alvino, della professoressa Filì, oltre che dagli interventi introduttivi del professor Proia, Garofalo e del professor Balletti. È in questo contesto che l'analisi, diciamo, però della datorialità risulta, a mio avviso, particolarmente interessante e forse anche un po' eccentrica, poiché eccentrica è il perimetro della datorialità in materia prevenzionistica, forse un po' prima che in altri ambiti, diciamo così. La complessità organizzativa io la guardo in questo ambito da due punti di vista principali, quello della complessità organizzativa interna, quindi alla struttura dell'impresa datrice di lavoro, ed è il profilo sul quale mi concentrerò in particolare anche per ragioni di tempo, e quello della complessità organizzativa esterna, cioè della complessità delle relazioni commerciali che l'impresa datrice di lavoro ed eventualmente datore di lavoro committente intrattiene con i partner commerciali piuttosto che i fornitori, subfornitori, insomma tutti quei soggetti commerciali che si muovono nella rete di relazioni lungo la catena di approvvigionamento, la catena del valore, qualora sia effettivamente del valore. È nell'ambito dell'organizzazione complessa interna che mi soffermo e che analizzo il perimetro della datorialità, avendo a mente però che la definizione della datorialità nell'organizzazione internamente complessa ha poi delle ricadute importanti anche nel profilo della organizzazione complessa e della complessità nelle relazioni esterne. Su questo punto tornerò in chiusura con una riflessione, diciamo, di respiro nazionale, ma possibilmente anche transnazionale. Come intercettiamo innanzitutto questa complessità organizzativa interna da un punto di vista prevenzionistico? A mio avviso la intercettiamo lungo tre direttrici principali. La prima è quella della organizzazione, dunque dell'impresa, che è strutturata in più unità produttive. Secondo poi quella definizione peculiare di unità produttiva che l'articolo 2 del decreto 81 del 2008 fornisce, che segue appunto una impostazione di tipo funzionale. Ed è in questo contesto che la giurisprudenza è giunta poi ad alcuni interessanti approdi, cito per tutte Cassazione 9028 del 2022, che fa qui un'efficace identificazione del perimetro della datorialità. L'altro elemento è quello della complessità del tipo societario prescelto, dove evidentemente minore complessità si ravvisa nell'impresa individuale, maggiore complessità si ravvisa ai fini sempre della identificazione del periodo della datorialità nella società di capitali. Vedremo rapidamente il perché. Il terzo elemento di complessità organizzativa interna, sempre ai fini prevenzionistici, che come ho detto sono particolari, è dato e delineato dal sistema delle deleghe. Il sistema delle deleghe che poi vedremo ha un'efficacia particolare su tutto questo sistema. Dunque, quali sono i tratti della datorialità a fronte di queste caratteristiche? Caratteristiche che peraltro possono essere presenti congiuntamente o disgiuntamente. È chiaro che quanto più l'impresa è grande, potenzialmente anche multinazionale, tanto più questi elementi tendono a convergere, dunque ad essere compresenti. A fronte di questi elementi di complessità, così come emerge dagli approdi della dottrina e della giurisprudenza, non solo lavoristica ma anche penalistica, che chiaramente è particolarmente importante anche per noi lavoristi in questa materia, questi assetti organizzativi complessi, per una o l'altra ragione, sono caratterizzati da un elemento, da un tratto marcato di multidatorialità, che non coincide o non necessariamente coincide, o che in teoria non dovrebbe coincidere con la codatorialità di cui si parlava prima, di cui parlava in particolare il professore Alvino, ma che sembra rispondere ad un'altra finalità. Questa multidatorialità dunque è data dalla
presenza nell'ambito di organizzazioni aventi più unità produttive materiali o immateriali, dalla presenza di quella che la giurisprudenza definisce una pluralità di datori di lavoro periferici e un datore di lavoro di vertice, dove la presenza di questi più datori di lavoro periferici non elide il vincolo gerarchico rispetto al datore di lavoro di vertice, ma dove però evidentemente ciascuno di questi datori di lavoro, individuati formalmente, ma individuati eventualmente anche di fatto, risponde anche dal punto di vista penale su un cono specifico di organizzazione in quanto titolare di un potere decisionale, organizzativo e di spesa. Fondamentale questo potere di spesa anche ai fini della identificazione dell'unità produttiva. Passando alla valutazione della multidatorialità nel contesto della società di capitali, la giurisprudenza ancora una volta ci pone di fronte a un datore di lavoro diffuso che non coincide con l'organo rappresentante, cioè con il legale rappresentante dell'ente verso l'esterno, ma con un datore di lavoro diffuso che tendenzialmente appunto riguarda tutti i componenti dell'organo gestorio, e questo elemento quindi va ad amplificare ulteriormente la presenza di più datori di lavoro. Come incide il sistema delle deleghe su questo aspetto? Si potrebbe pensare che il sistema delle deleghe sia concepito in qualche misura per limitare la diffusione dell'obbligazione prevenzionistica. Da un certo punto di vista lo può essere, questo quando ci muoviamo nel perimetro della delega di funzioni, quella prevista dall'articolo 16 del testo unico di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che quantomeno in teoria sulla carta risponderebbe a un'idea di delega che ha una finalità idealmente liberatoria del delegante, fermo restando quel dovere di controllo da parte del delegato e comunque i profili e i margini residuali di culpa in eligendo e culpa in vigilando. Diversa è la situazione però quando all'interno dell'organo gestorio ci si avvalga di un altro tipo di delega a favore di uno dei componenti dello stesso, la delega gestoria, ex articolo 2381 del Codice Civile, che non ha affatto una finalità liberatoria, ma anzi tende a cumulare la posizione di garanzia del legale rappresentante con quella degli eventuali componenti dell'organo gestorio che vengono poi investiti della specifica delega civilistica a fini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi nel primo caso un effetto potenzialmente liberatorio, nel secondo caso un effetto evidentemente di amplificazione. Come si pone la giurisprudenza nella determinazione dunque di questo perimetro della datorialità, che poi è rilevantissimo ai fini della determinazione del perimetro dell'esatto adempimento dell'obbligazione prevenzionistica, così come del perimetro della responsabilità penale, che chiaramente è inesorabilmente ancorato ai canoni costituzionali di personalità e legalità. La giurisprudenza suggerisce di seguire il reticolo dell'organizzazione, dunque osservando attentamente la posizione dei singoli datori di lavoro periferici in ragione di questo potere decisionale, organizzativo e di spesa e, diciamo, conferendo invece al datore di lavoro di vertice una responsabilità che coincide prevalentemente con l'organizzazione. Questo chiaramente ha delle ricadute non solo all'interno nei confronti dei lavoratori dell'impresa datrice del lavoro, ma anche una conseguenza e una ricaduta nei confronti dei soggetti commerciali con cui l'impresa datrice di lavoro committente ha relazioni, non solo nel contesto nazionale, ma anche eventualmente in quello transnazionale, considerata peraltro la tendenza ad un certo margine di extraterritorialità della disciplina penale in materia. Mi fermo, perdonatemi la corsa. Grazie. La parola al dottor Micheli. Ecco, grazie mille. Sì, in cronometro anch'io. Buonasera a tutte e tutti e ringrazio il professor Balletti e la professoressa Foglia per l'invito che mi consente di intervenire su uno dei miei temi di ricerca, come è stato gentilmente anche ricordato prima, e vorrei riprendere il tema del lavoro nelle catene globali del valore per fare un piccolo approfondimento sulle modifiche apportate dalla direttiva Omnibus. La relazione della professoressa Filì ha già illustrato benissimo tutto il quadro normativo e le principali modifiche. Io mi concentrerò solo su un piccolo aspetto che ritengo particolarmente importante e anche problematico.
Mi riferisco al fatto che la direttiva Omnibus interviene anche modificando l'obbligo di due diligence nella fase di individuazione dei rischi. Quindi cercherò di capire se la due diligence attualmente presente è effettivamente in linea con il principale strumento in materia, che sono i principi guida ONU in materia di imprese e diritti umani. Infatti, la fase di individuazione dei rischi è una fase fondamentale, direi cruciale, dell'intero processo di due diligence. Senza una corretta individuazione dei rischi, cioè delle possibili violazioni dei diritti fondamentali sul lavoro, vi è il rischio che anche tutte le fasi successive, quelle di arresto degli impatti, la riparazione degli impatti, vengano pregiudicate. E quindi è interessante anche a mio avviso capire se e in che modo una corretta, mancata individuazione dei rischi si riflette sulla responsabilità, che sappiamo essere o di carattere amministrativo oppure una responsabilità civile che a seguito delle ultime modifiche viene però lasciata agli Stati nazionali. Ebbene, la direttiva Omnibus, che ormai verrà approvata a brevissimo, riscrive quasi integralmente l'articolo 8 della direttiva due diligence, riducendo la portata della fase di individuazione e valutazione dei rischi. In particolare prevede un alleggerimento del primo step, che passa da una fase di mappatura a un cosiddetto esercizio esplorativo, una fase di scoping nella versione inglese, che può essere anche basato unicamente su informazioni ragionevolmente disponibili. Questa fase serve a individuare i settori in cui è più probabile che ci siano degli impatti negativi sui diritti fondamentali. Una volta individuati questi settori, sorge l'obbligo di un'analisi, di una due diligence approfondita. Di per sé un meccanismo a due fasi, cioè una mappatura generale e poi un approfondimento di quali sono i rischi maggiori, è coerente con i principi guida. Però questo alleggerimento, cioè il fatto che la prima fase, questo esercizio esplorativo, debba basarsi unicamente su fonti già disponibili e tra l'altro vengono introdotte anche delle limitazioni sulla possibilità per le imprese di richiedere informazioni alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione della due diligence, cioè quasi tutte, perché ormai con questa revisione saranno solo quelle che possono essere considerate imprese multinazionali, più di 5.000 dipendenti, 1,5 miliardi di fatturato, quindi le imprese leader della catena. Ebbene, la domanda che sorge è: cosa succede se a un certo punto si verifica un impatto negativo, cioè una violazione dei diritti fondamentali, in un settore che non era stato individuato come potenzialmente problematico nella fase di esercizio esplorativo, magari perché non era individuabile sulla base di informazioni ragionevolmente disponibili. Ora, è vero che l'obbligo di arrestare gli impatti negativi, cioè le gravi violazioni dei diritti fondamentali, sorge in relazione a quegli impatti che sono stati individuati o che avrebbero dovuto essere individuati, ma si può sostenere che avrebbero dovuto essere individuati degli obblighi se la direttiva consente di fare questo esercizio solo sulla base delle informazioni già disponibili e queste informazioni già disponibili non consentono quell'individuazione. Questo si potrà riflettere magari anche sulla responsabilità, perché c'è un certo margine per le imprese di replicare che sì, è vero, un impatto, diciamo in termini un po' semplicistici, un impatto si è verificato, ma non era individuabile sulla base delle procedure che dovevano essere svolte e quindi di fatto questo potrebbe portare a un esonero della responsabilità. Poi, come è già stato ricordato, la direttiva prevede anche un ampio margine di discrezionalità per le imprese nella priorizzazione dei rischi, cioè nello stilare delle gerarchie di rischi da affrontare, alcuni, quelli più gravi inizialmente e gli altri successivamente. Ebbene, introdurre questa possibilità di priorizzare i rischi già nella fase di mappatura presenta, a mio avviso, alcuni rischi
come veniva ricordato anche prima nella relazione, la letteratura sulle procedure di analisi e di gestione dei rischi ci dice che, pur non essendo queste analisi, queste procedure esenti da scelte metodologiche che ne possono influenzare anche in modo significativo gli esiti, queste procedure si presentano con una sorta di aura di tecnicismo e di oggettività che è dovuta anche dall'utilizzo di metodi quantitativi. E non a caso la letteratura critica sui sistemi di risk management vede e spiega la nascita e la crescita di procedure di risk management anche per il fatto che rappresentano degli interessanti strumenti di legittimazione dei processi decisionali. In questa prospettiva, una discrezionalità eccessiva nella fase iniziale di individuazione dei rischi, a mio avviso, comporta il pericolo che soggetti esterni all'impresa, quali organizzazioni sindacali, organizzazioni della società civile, possano trovarsi in difficoltà nel contestare le pratiche esistenti e quindi di fatto riducendo quasi gli spazi di azione. L'unico controbilanciamento, che pure c'è nella direttiva, è importante rimarcare che rimane anche dopo le modifiche del pacchetto Omnibus, è il fatto che, coerentemente con i principi guida, nella fase di individuazione dei rischi, i portatori di interessi, i cosiddetti stakeholders, devono essere obbligatoriamente consultati. L'articolo 13 della direttiva è stato parzialmente riscritto, verrà parzialmente riscritto, ma rimane la consultazione obbligatoria in questa fase. Quindi credo che si apriranno interessanti prospettive per le organizzazioni sindacali che dovranno saper raccogliere la sfida nell'interpretare questo nuovo ruolo che la direttiva due diligence attribuisce loro. E noi sappiamo dagli studi sugli strumenti di natura unilaterale che quando le imprese conducono analisi dei rischi corrono il pericolo di una certa selettività nell'individuazione delle violazioni da affrontare, in particolare concentrandosi su quei rischi maggiormente idonei a generare danni reputazionali, come possono essere il lavoro minorile, il lavoro forzato, trascurando tuttavia i cosiddetti enabling rights, quei diritti strumentali all'esercizio di altri diritti, come primi fra tutti la libertà di associazione e di contrattazione collettiva. Quindi questa selettività potrà essere in un qualche modo controbilanciata solo da un'azione forte in questa fase, nella fase di individuazione dei rischi da parte delle organizzazioni sindacali. Chiudo telegraficamente con una considerazione. Si poteva intervenire, l'obiettivo del legislatore è in questo caso chiaramente quello di alleggerire gli oneri per le imprese. Lo si poteva fare forse in due modi, attraverso due diversi approcci. Restringere significativamente il campo di applicazione, ma mantenere degli obblighi di due diligence coerenti con i principi guida, effettivi e rigorosi, oppure diluire, annacquare gli obblighi di due diligence, ma lasciare un campo di applicazione abbastanza ampio. Mi sembra che il legislatore europeo abbia fatto un po' entrambe le cose, abbia sia ridotto significativamente il campo di applicazione e abbia anche un po' diluito, in alcuni casi in modo significativo, in altri meno, anche la natura e la cogenza degli obblighi. Con questa riflessione chiudo e vi ringrazio ancora per l'invito e l'ospitalità. La dottoressa Miriam De Lucia. Cercherò di essere breve, di chiudere. Devo essere breve, assolutamente. Allora, innanzitutto grazie, ringraziamenti al professor Balletti, alla professoressa Foglia, al professor Proglia per avermi dato la possibilità di partecipare a questo progetto. Il mio tema è relativo alla codatorialità, la codatorialità dentro e fuori reti d'impresa. Cercherò di non ripetere quanto è stato già stato detto nella relazione del professore Albino. E per introdurre il tema vorrei soltanto partire da un'immagine abbastanza semplice che però insomma penso che spieghi tanto. Tradizionalmente il rapporto di lavoro subordinato
lo abbiamo detto, l'abbiamo sempre visto come una sorta di linea retta dove da un lato c'è il datore di lavoro, dall'altro c'è il lavoratore. Questa linea retta oggi si è trasformata in una rete nella maggior parte dei casi, o comunque nei casi che oggi appunto abbiamo affrontato, è proprio in questo passaggio dalla linea alla rete che si appunto instaura il tema della codatorialità. Nel mio studio, diciamo innanzitutto la codatorialità è intesa come un esercizio appunto condiviso di poteri datoriali da parte di più soggetti e di fatto rappresenta quello che è l'istituto che mette in crisi quello che è il dogma della unicità del datore di lavoro nel nostro ordinamento. Quindi è una figura giuridica che sicuramente ha sollecitato e sollecita tutta quanta appunto una rilettura di quelli che sono appunto le categorie tradizionali del diritto del lavoro che tutti quanti appunto noi conosciamo. L'obiettivo del mio studio è stato quello di distinguere la codatorialità atipica, che è appunto quella codatorialità che nasce nella giurisprudenza già a partire dagli anni '80 e nasce nel laboratorio con riferimento a quello che era quella che era la realtà primordiale dei gruppi di impresa, per poi passare a un'analisi di quella che è la normativa e i dubbi interpretativi che la normativa appunto lascia, la normativa appunto che è stata introdotta nel 2013 con riferimento invece alla cosiddetta codatorialità tipica nelle reti di impresa e poi appunto giungere ad alcuni approdi e riflessioni finali. Con riferimento appunto al primo punto, quindi alla codatorialità atipica nei gruppi di impresa, appunto diciamo la giurisprudenza si è sviluppata in un contesto in cui mancavano assolutamente riferimenti normativi in tal senso e quindi in una situazione in cui è emersa la difficoltà di trovare, di individuare il datore effettivo, il datore di lavoro effettivo in strutture produttive complesse, quali erano appunto quelle dei gruppi di impresa. La giurisprudenza in questo campo non è stata assolutamente univoca, anzi è stata, in parte è stato già detto, se in una prima battuta, in modo anche un po' timido, la giurisprudenza ha riconosciuto un valore a quelle che erano le effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, vediamo che subito dopo in realtà questo timido orientamento è stato superato da un orientamento che si è molto più consolidato nella giurisprudenza, un orientamento molto più formale che ha riconosciuto valore unificante all'attività svolta dalle imprese facenti parte di un gruppo solo ed esclusivamente nel caso in cui fosse stato appunto questo gruppo costituito in frode alla legge o realizzasse una simulazione o un'interposizione illecita di manodopera e quindi in tal senso la codatorialità è stata per tantissimi anni utilizzata come uno strumento rimediale per porre appunto rimedio a situazioni di frammentazione illecita, quindi al fine appunto di eludere l'applicazione delle tutele che spettavano al lavoratore. Soltanto più di recente si sono fatti dei passi avanti, si è superata l'idea appunto della necessaria sussistenza dell'aspetto patologico e fraudolento dei gruppi di impresa e appunto si è individuato quello che è l'unico centro di imputazione degli interessi a sussistere di alcuni indici giurisprudenziali che sono appunto l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'integrazione tra l'interesse comune del gruppo e l'interesse appunto delle le attività svolte dalle singole imprese facenti parte dello stesso, l'esistenza di un coordinamento economico e funzionale tra le imprese per realizzare quello che è l'interesse comune e l'unicità dell'assetto anche proprietario e l'utilizzo quindi promiscuo della manodopera. Questi indici che sono stati poi, come già stata richiamata, sono stati riconfermati poi dalla sentenza ultima della Cassazione, appunto la 26.170 che è stata appunto già citata. Questi quindi gli ultimi approdi giurisprudenziali in tema appunto di codatorialità atipica nei gruppi di impresa. Accanto alla codatorialità atipica nei gruppi di impresa, il legislatore nel 2013 decide di introdurre un nuovo istituto o semplicemente diciamo un'eccezione a quella che poteva essere la regola che la giurisprudenza aveva elaborato nel corso degli anni. E quindi la codatorialità appunto tipica con riferimento alle sole reti di impresa. Il riferimento è all'articolo 30,4 ter del decreto legislativo numero 276 del 2003, in cui è previsto letteralmente che tra le aziende che hanno stipulato un contratto di rete, quindi solo tra le aziende che hanno stipulato un contratto di rete, è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. La norma dice solo questo, quindi una norma abbastanza minimalista che quindi cita l'istituto ma di fatto non ne dà né una definizione né tantomeno ne stabilisce effettivamente disciplina o caratteristiche. Sulla base di questo, diciamo, di questa scelta minimalista dei legislatori, ovviamente sono sorti numerosi dubbi interpretativi. Ovviamente per molti rinvio eventualmente al testo scritto se ci sarà appunto possibilità di pubblicare
Però diciamo, innanzitutto è nato un dubbio in merito alla definizione proprio di codatorialità, che è stato risolto anche sulla scorta di autorevole interpretazione giurisprudenziale, per cui la codatorialità è definibile come un'assunzione congiunta di un medesimo dipendente. Molto interessante anche il dibattito in merito alla natura del rapporto di codatorialità, cioè che porta con sé poi dubbi in merito anche alla ripartizione dell'esercizio dei poteri datoriali e quindi dei conseguenti obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dal contratto di lavoro. La codatorialità, diciamo, le tesi che sono emerse sono due. Se la codatorialità appunto può essere considerata come una pluralità di rapporti obbligatori e quindi derivanti dall'esercizio di poteri datoriali da parte di un'altrettanta pluralità di datori di lavoro, in attuazione appunto del contratto di rete che unisce le stesse imprese, oppure se la codatorialità può essere intesa come un'ipotesi di vera e propria contitolarità dei rapporti di lavoro e quindi con la conseguente applicazione della disciplina in materia di obbligazioni solidali. Nel primo caso, quindi nel caso di codatorialità come una pluralità di rapporti obbligatori, si parla dunque di un'obbligazione a prestazioni cumulative, mentre nel secondo caso si tratterebbe di un'obbligazione soggettivamente complessa. In merito a questo impasse, diciamo che il riferimento normativo che lascia una grande libertà, cioè un rinvio ampio al contratto di rete, alle regole di ingaggio incluse nel contratto di rete stesso, sembrerebbe appunto che il legislatore probabilmente lascerebbe la libertà alle imprese di decidere se appunto optare per una tesi, per una natura della codatorialità piuttosto che per l'altra. In dottrina poi ovviamente c'è chi ha posto dei limiti a questa libertà, non è un rinvio in bianco al contratto di rete, alle regole di ingaggio. Si potrebbe pensare che i limiti potrebbero essere soltanto l'inderogabilità di quelli che sono i diritti fondamentali dei lavoratori, o per altri l'inderogabilità è anche ovviamente la stessa responsabilità solidale, che appunto non può essere derogata dal contratto di rete, dalle regole di ingaggio, e quindi il contratto di rete e le regole di ingaggio sarebbero limitate soltanto a disciplinare quelle che sono le modalità di attuazione dei poteri datoriali tra i vari codatori. Ciò che emerge invece chiaramente dalla norma, e non è un dubbio, è che c'è un rapporto di esclusività proprio che il legislatore ha voluto instaurare tra la codatorialità e le reti di impresa, e quindi appunto limitando alle reti di impresa questa appunto disciplina normativa. Riflessioni conclusive: con la riforma del 2013 il legislatore ha senza dubbio ha operato un cambio di prospettiva rispetto al passato, perché ha voluto introdurre nell'ordinamento un istituto della codatorialità che non era più un istituto rimediale rispetto appunto a situazioni patologiche, ma uno strumento che favorisse invece il sistema, appunto la struttura delle reti di impresa che comunque hanno tutta una serie di vantaggi da un punto di vista economico e non solo. E poi vorrei sottolineare soltanto un profilo inedito in un'idea eventualmente anche di prospettiva futura, ovvero una sentenza di merito del Tribunale di Roma del 2024, che probabilmente era anche quella citata dal professore Alvino, in cui per la prima volta viene riconosciuta la codatorialità tra persone fisiche, quindi ineditamente al di là di quella che era l'elaborazione giurisprudenziale dei gruppi di impresa, al di là del dato normativo che tratta invece di reti di impresa, quindi tra persone appunto fisiche. Questa sentenza non è stata esente ovviamente da critiche per la mancanza ad esempio dell'interesse comune, come era stato appunto sottolineato nella relazione del professore, oltre per il fatto che comunque sembrerebbe utilizzare in modo anacronistico rispetto a quelli che sono gli approdi giurisprudenziali più recenti la codatorialità nuovamente come uno strumento rimediale per risolvere una situazione patologica e per offrire tutela al lavoratore. Probabilmente la prospettiva è che il legislatore probabilmente dovrebbe intervenire in tema di codatorialità non soltanto completando o comunque sistemando un po' quella che è la disciplina in materia di codatorialità nelle reti di impresa, ma perché no forse anche recependo tutta la giurisprudenza in materia di gruppi di impresa e forse andando anche oltre se si guarda a questa giurisprudenza di merito, che potrebbe aprire degli scenari nuovi. E con questo chiudo.